Buongiorno a tutti, benvenuti qui a Caorle, al centro civico. Il Caorle, per le persone che sono qui presenti, sanno benissimo cos'è Caorle. Per chi non fosse con noi presente ma ci seguisse da casa, Caorle è certamente uno dei più bei centri veneti, sia come borgo, sia certamente come marineria e poi certamente anche come spiaggia. Ci troviamo veramente in un posto straordinario da questo punto di vista. Allora, oggi trattiamo il terzo tema di queste quattro giornate che la Regione Veneto dedica agli Stati Generali della Pesca. Oggi parliamo dal FEAM al FEAMPA, il nuovo programma del settore pesca e acquacoltura. Vi ricordo che il FEAMPA vuol dire Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, ma ce ne parleranno con grande sapienza coloro che oggi sono chiamati a tenere le loro relazioni. Io sono Mimmo Vita, per chi non mi conoscesse sono un giornalista agricolo e enogastronomico, sono il coordinatore dei giornalisti agricoli e agroalimentari italiani e della pesca. Ecco, allora cominciamo subito. Forse qualcuno, siccome lo ricordo, fino a 6 mesi fa capo ufficio stampa di Veneto Agricoltura, ora sono in pensione, quindi evviva. Allora, cominciamo subito con il nostro giro. Io dicevo sarò molto secco, a parte questi 2 minuti di presentazione, poi perché i tempi sono veramente molto molto corti e quindi prego tutti quanti poi di essere molto efficaci in quello che diranno. Allora, noi abbiamo qui il padrone di casa. Io direi di cominciare dal sindaco Sarto, che porta il suo saluto e ovviamente il suo contributo. Grazie. Grazie Mimo, buongiorno a tutti. Innanzitutto ho il piacere di dare il benvenuto a Caorle, nella nostra splendida città, a questo terzo appuntamento degli Stati Generali della Pesca. Un saluto particolare all'assessore Corazzari, all'onorevole Conte e a tutti gli autorevoli relatori che poi si alterneranno su questo tavolo. E ringrazio coloro innanzitutto che hanno permesso e che hanno lavorato alla preparazione di questa terza giornata di incontri. E come dicevo, i relatori presenti, Veneto Agricoltura, la Regione Veneto che ha fortemente voluto assieme all'onorevole Conte questi Stati Generali. Sono trascorsi 7 anni dagli ultimi e la programmazione di cui si parla oggi è il FEAMP, la programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, offre un'occasione di riflessione e di confronto tra tutti i soggetti pubblici, tra le categorie della pesca professionale e dell'acquacoltura, al fine di programmare quelle che saranno le strategie del futuro, strategie che non possono prescindere da quelli che sono gli aspetti ecologici, di sostenibilità e conservazione delle risorse biologiche e acquatiche, di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dell'economia blu, di sostegno allo sviluppo della comunità della pesca e dell'area costiera. L'obiettivo chiaro è anche quello di definire le linee strategiche per l'utilizzo delle risorse in arrivo dall'UE e aiutare lo sviluppo sostenibile delle imprese venete, consapevoli e fiduciosi nei risultati che, con la collaborazione di tutte le parti pubbliche e private, possono essere raggiunti per un settore che coinvolge, oltre a quelli economici, anche aspetti sociali e culturali del nostro territorio. Queste, vedete, sono le cose che si devono dire. Poi ce ne sono anche tante altre ed è un'occasione per me, perché non ne vedo moltissime altre all'orizzonte. I sindaci non hanno particolari competenze sul mondo della pesca, se non per il fatto che io l'ho ricordato a Chioggia, ho mantenuto l'unica delega come sindaco, quella proprio alla pesca, per il momento difficile che il settore sta vivendo. Dicevo, è una rara occasione questa, importante, di poter rivolgermi ad una platea così competente. E allora parto dalle cose che non sono funzionate in questi 7 anni. La prima, forse non sempre sono state usate tutte le risorse messe a disposizione, e forse se noi andiamo ad analizzare quelli che sono stati le criticità che 7 anni fa sono state messe in evidenza del mondo della pesca, le soluzioni proposte, vedete, i problemi sono gli stessi, forse si sono accentuati, si sono acuiti. Penso
alla pesca di caule, che è una pesca artigianale dove i pescherecci non hanno più di 10 tonnellate di stazza, 10, 12, 14 metri, e basta che uno faccia il giro per il porto di Caorle per capire quale momento drammatico la pesca a Caorle sta vivendo. E allora è evidente che è un'occasione importante, ma è un'occasione importante soprattutto per mettere in atto delle strategie di cui abbiamo bisogno. Io lo dico sempre, non possiamo fare da soli, ma se facciamo insieme forse abbiamo una possibilità di salvarci. Qua lo dico al mio assessore, alla mia onorevole che è di Caorle, ma lo dico anche alle associazioni di categoria. Noi abbiamo bisogno di fare il salto di qualità, di avere coraggio e di affrontare questi problemi che sono quelli del caro gasolio, ma c'erano anche una volta, perché vedete il problema del gasolio è più importante di una volta, di 7 anni fa, ma se oggi anche il prezzo fosse quello di 7 anni fa, questa pesca non avrebbe la possibilità di sopravvivere. E allora dico alle associazioni di categoria, dico alle istituzioni, facciamolo insieme, ma facciamolo. Abbiamo bisogno di una strategia, di avere coraggio, di affrontare situazioni come quella della pesca con la maglia del 40. Io lo so che questi temi della pesca del moscardino, dei latterini, non possiamo pensare di salvare lo stock dei latterini perché non li pesca più nessuno. Abbiamo bisogno, qualcuno dice, di ridurre lo sforzo di pesca. Beh, qua a Caorle lo sforzo di pesca si è ridotto da solo, non ce ne sono più. Allora cosa possono fare le istituzioni? Sì, se da una parte, dicevo, possono con i fondi creare le strutture. Noi abbiamo un mercato ittico, vedete, comunale, istituito molti anni fa e costruito negli ultimi anni, ma se in quel mercato il pesce non c'entra, quel mercato farà una brutta fine, è evidente, è fisiologico. Allora abbiamo bisogno di una strategia, abbiamo bisogno di un piano di gestione, abbiamo bisogno di un programma da fare con le nostre istituzioni tutte insieme, che dia la possibilità di poter gestire questo mare. Vedo qua l'amico Stivale, prendiamo esempio da cosa hanno fatto i vongolari, lo possiamo fare anche nel nostro mondo, perché abbiamo la necessità di ripristinare un habitat che oggi non c'è più. I pescatori anziani ci dicevano, no? C'era lo Scano, una fascia larga 2 miglia e profonda 10, dove nell'ultima giornata di pesca i pescatori gettavano lo strascico, lo attraversavano perché quella era una riserva. Abbiamo l'esempio di un'oasi marina qua, e quella è diventata un polmone. Abbiamo bisogno di polmoni, abbiamo bisogno di zone di tutela biologica che consentano a questo mondo di sopravvivere, di fare delle riserve. Io capisco che non è facile, oltre a tutti quegli strumenti di cui abbiamo parlato, non è facile pensare, perché da oggi ci vorranno degli anni prima di dare l'opportunità dei giovani di avvicinarsi a questo mondo, un mondo che sta morendo e che per la nostra città, vedete, è un mondo strategico, non solo per gli addetti, non solo per la tradizione, per l'aspetto sociale, ma è un mondo strategico per il mondo della ristorazione, della nostra offerta turistica. Ma già la prima parte sarebbe sufficiente per dare attenzione a questo settore, perché abbiamo una laguna che in qualche modo è abbandonata e che potrebbe dare lavoro a moltissime persone, con una pesca sostenibile. Oggi parlavo con i pescatori, qualcuno è disperato dal granchio blu, non riescono più a gettare le reti, dall'acqua grossa, dalle meduse, da tutta una serie di elementi che sono anche per certi aspetti naturali e sui quali la politica magari può far poco. Chiudo Mimo. Ecco, ci tenevo a fare questo intervento appassionato, perché proprio, permettimi, lo sento, e credo, ecco, con questo messaggio, che non vuole avere alcun tipo di tono polemico, anzi io credo che una parte degli attori di oggi in passato non c'erano, ma che potremmo veramente, uno vicino all'altro, pensare di fare un passo in avanti e dettare quelle strategie che consentano a questo mondo di sopravvivere. Grazie. Io ringrazio veramente Marco Sarto per la passione con cui, ecco, mi dispiace di dover intervenire ogni tanto per cercare di tenere i tempi, ma vedete, la pesca è una cosa importante, Marco Sarto l'ha fatto veramente sentire. Allora grazie anche all'onorevole Conte che è qui con noi, lei è caorlina, non è brutto caorlotta, non sono abituato. Allora, cortesemente il suo intervento.
È già acceso, sì. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitata a questo importante appuntamento. E grazie al sindaco Marco Sarto che ci ospita nella nostra bellissima Caorle, grazie all'assessore Corazzari che con queste 4 giornate di pesca ha voluto dare il centro a questo settore e a questo comparto. E l'impegno, dimostrando a tutti l'impegno che ci stiamo mettendo per affrontare questo difficile momento di crisi. Nel dibattito pubblico normalmente si usa la parola fare squadra, fare rete, è vero, e devo dire che talvolta si abusa ricadendo anche nella retorica, però io guardando tra di voi vedo volti noti che quindi posso dire con orgoglio che qui a Caorle, nella nostra Caorle, non è così, perché tra di voi c'è chi mi accompagna in tutte le mie battaglie nel territorio, a Bruxelles e a Strasburgo. E questo è importantissimo perché con Corazzari, con Sarto, con tutti gli altri sindaci delle città, delle più grosse marinerie che abbiamo in Veneto, e con gli operatori, con gli acquacoltori, con le organizzazioni, siamo riusciti a trovare un metodo di lavoro importantissimo perché in qualche modo riusciamo a portare a casa degli obiettivi che sono fondamentali, piccoli passi ma li abbiamo raggiunti e lo stiamo facendo. Ecco, questo è il metodo che assolutamente ci serve per affrontare le sfide che abbiamo oggi e le sfide che ci troveremo domani. Bene, il problema, come è stato detto prima dal sindaco, attuale sono i rincari energetici che diciamo sono nati prima e si sono acuiti con la guerra in Ucraina e forse questo problema ha messo veramente in ginocchio il settore perché è stato devastante per chi non è nell'ambiente, non si rende conto perché uno dice beh sono 10-20 euro, vado a fare gasolio, vado a fare benzina, cosa volete che sia? No, non è così, perché con una barca uno, il pieno, lascia parecchie migliaia di soldi, di euro all'interno, tanto da dover decidere se poter continuare la propria attività o doverla dismettere. E quindi questo è un problema del cui dobbiamo assolutamente renderci conto. E dico questo perché ho l'impressione talvolta che tra colleghi, anche parlamentari, venga preso un po' questo sottogamba dicendo i pescatori si lamentano sempre. Ecco, non è così. Il settore è messo in crisi, è un momento drammatico e circa 6 mesi fa abbiamo lanciato proprio da Chioggia questo appello e questo appello oggi è più urgente che mai. Salviamo la pesca, è fondamentale, anche perché chi mi conosce lo sa che io dico sempre la verità e a volte sono anche brutale. I rincari dei prezzi dell'energia non si limitano, andranno gli esperti, dicono che saranno almeno fino al 2025. Quindi non è una crisi passeggera, non è una crisi petrolifera, è un cambiamento globale. Ci sono delle alleanze che stanno cambiando a livello europeo, c'è tutto il mondo che sta cambiando. E in tutto questo l'Europa cosa fa? Ve lo chiedo. Imprime un'accelerazione isterica, nevrotica, verso la transizione ecologica. Bene, a questo proposito, visto che ci sono giornalisti in sala, non voglio essere fraintesa, assolutamente, perché è tutta un'altra cosa, perché la questione del cambiamento climatico è una questione importantissima e fondamentale, la vediamo anche nei nostri mari, abbiamo sentito anche il sindaco prima, granchio blu, meduse, acquaviva, eccetera. Quindi è una questione importantissima. Ma a mio parere deve essere affrontata in modo completamente diverso. L'approccio per l'analisi di questa transizione ecologica deve essere data sui risvolti socio-economici della transizione, sulla ricaduta, sull'impatto che ha sui nostri cittadini, sulle nostre imprese, sulle nostre località costiere, sui nostri pescatori, sui nostri acquacoltori. E questo non è quello che sta accadendo. Non lo vedo qui in Italia e tantomeno lo vedo a Bruxelles. Faccio un esempio banale che è pertinente, per cui circa 3 settimane fa abbiamo votato, è stato deciso, il Consiglio europeo ha deciso di inserire i trasporti marittimi all'interno dell'ETS, in quanto inquinano maggiormente e quindi devono pagare più.
No. L'hanno deciso tout court, così, deciso all'improvviso. Questi, quindi, è vero, Rosnaconte, i pescatori sono tutti contenti perché andiamo a inquinare meno, va benissimo, però dobbiamo tenere presente che anche queste sono imprese, anche questi hanno dei dipendenti, anche questi devono trovare un'alternativa e l'alternativa non gli è stata data, non c'è, sono stati tassati e va bene così. Perché lo sottolineo? Perché potrebbe accadere anche a noi. Potrebbe essere che qualcuno al mattino si sveglia e dice bene, adesso i pescatori dovranno assolutamente mettere il motore elettrico, andare a biocarburante, questo subito e a loro spese. E questo è il problema. Dobbiamo far capire all'Europa che le nostre barche hanno bisogno ancora del carburante, non siamo pronti per una modalità zero, non siamo pronti per sostenere i costi di cambiamento dei motori e questo per fortuna l'ha capito l'Organismo Mondiale del Commercio con le accise che anche queste c'era il problema appunto sul carburante e ha confermato l'esenzione delle accise sul carburante per la pesca. Non era scontato perché sono sempre minacciate, perché vengono viste come sussidi dannosi. E quando per fortuna però si è confrontata la realtà con l'ideologia, in questo caso ha vinto la realtà, visto la situazione che andrà a prorogarsi negli anni. E questo è già un punto importante. Poi l'uso del FEAMP, adesso arrivo da ieri, dalla votazione di ieri che c'è stata a Strasburgo, dove quasi all'unanimità abbiamo votato il provvedimento d'urgenza con il quale i residui fondi del FEAMP 2014-2020 saranno destinati a compensazione per il fermo pesca e per i costi aggiuntivi supportati dai pescatori a causa della guerra in Ucraina dal 24 febbraio. E quindi voi direte è poco, ma intanto è importante che l'Europa capisca dove stiamo andando e capisca che il settore ha bisogno di supporto. E ora che le risorse arriveranno negli Stati membri, sarà compito degli Stati membri provvedere in modo flessibile, veloce e rapido all'erogazione di questi residui importi. Ecco, detto questo, un altro problema che volevo dire è la sicurezza alimentare. Questi provvedimenti che vengono presi d'urgenza, per fortuna, per carità, non devono essere temporanei e straordinari, è necessario che diventino strutturali. La guerra in Ucraina ha dimostrato una fragilità dell'Europa e dell'Italia nell'approvvigionamento delle materie prime, nella sicurezza alimentare e da un punto di vista dell'agricoltura la Commissione l'ha già capito, ci sarà una sovranità agroalimentare, dobbiamo farlo capire anche nella pesca. Perché anche nella pesca è necessario che si vada a promuovere il prodotto locale e le politiche che riguardano non più il fatto di restringere gli sforzi di pesca dei nostri pescatori, bensì quelle di aiutarli e di premiarli. Questo è fondamentale perché Made in Italy è sì eccellenza, salute e qualità, ma è anche garanzia e sicurezza per i nostri consumatori e per i nostri cittadini. Ecco, ve lo dico perché la Commissione europea sta promuovendo il fatto di avere, e sono anche fieri di aver concluso 13 accordi con paesi extraeuropei per la pesca, dove barche spagnole, francesi e piccolo gruppo di italiani potranno pescare e poi importare il pesce sulle nostre tavole. Ecco, io non vorrei che questo fosse un disegno che vada oltre quello che possiamo pensare, cioè restringere il settore della pesca, focalizzarlo su determinate compagnie e così abbandonare in qualche modo la pesca nel Mediterraneo, cosa che invece troverà la mia completa opposizione. Adesso chiudo perché non so più i tempi. Quindi, a mio parere, l'Europa deve cambiare, dobbiamo prendere questo momento di crisi come un'opportunità per fare sentire le nostre voci, le nostre istanze, serve maggiore coinvolgimento delle marinerie all'interno dei tavoli di Bruxelles, serve affrontare i problemi per bacino e non fare delle normative che coinvolgono direttamente tutti a prescindere, perché abbiamo tutte peculiarità diverse
È ora che l'Europa prenda coscienza di quello di cui abbiamo bisogno e anzi premi i nostri pescatori per la costanza e come hanno potuto e sono riusciti da soli, con competenza, passione e professionalità, a superare la crisi, le norme stringenti che arrivano da Bruxelles. Quindi io concludo, spero che il mio messaggio sia chiaro, continuiamo a fare squadra, la squadra vera che stiamo facendo per lavorare assieme e raggiungere gli obiettivi. Grazie. Rosanna Conte è deputato europeo e fa parte della Commissione Pesca appunto del Parlamento Europeo. Grazie. Cortesemente l'assessore Corazzari, prego. Buongiorno, siamo al terzo giorno degli Stati Generali della Pesca ed è già un traguardo, visto che durante la fase organizzativa qualcuno ci aveva anche consigliato prudenza, visto il momento delicato che sta vivendo questo settore. E abbiamo pensato al contrario che proprio perché il mondo della pesca, e lo abbiamo sentito dagli interventi di saluto che mi hanno preceduto, proprio perché il mondo della pesca sta attraversando queste difficoltà, era importante parlare di pesca, parlare di pescatori, parlare del nostro mare, delle nostre lagune, per mettere al centro del dibattito questi temi che non riguardano solo il settore della pesca, ma riguardano tutta la nostra comunità, perché poi alla fine la filiera si conclude sulle tavole dei cittadini, nel piatto dei consumatori. Quindi io sono contento che abbiamo ancora un'opportunità oggi di parlare di pesca e quindi nel ringraziare gli interventi che ci sono stati, il sindaco che ci ospita e che rappresenta anche la direzione del mercato ittico, dal suo intervento si capisce che proviene da una famiglia legata alla pesca. La nostra europarlamentare Rosanna Conte, con cui abbiamo uno stretto rapporto di collaborazione costante, devo dire, e che ci ha fatto capire quanto importante sia portare la voce della pesca dell'Adriatico e del Veneto nelle stanze europee. Ringrazio la presenza di parti tecniche di straordinaria importanza come la dottoressa Eleonora Iacovoni, che rappresenta la direzione dell'ufficio MEMAC 4 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e che quindi è una persona che si occupa anche del tema di cui parleremo oggi, che sarà il passaggio dal FEAMP al FEAMPA. Il dottor Alberico Simioli di Meridiana Italia, che è la struttura tecnica che opera per conto del Ministero e con cui è stato elaborato il programma operativo del FEAMPA 2021 e 2027. Gli ultimi Stati Generali sono stati organizzati 7 anni fa, proprio perché eravamo all'avvio della nuova programmazione del FEAMP, allora FEAMP, oggi FEAMPA. E quindi in questi 7 anni, che poi sono diventati 8 a causa dello slittamento dovuto alla pandemia, la Regione Veneto ha avuto, in base alle suddivisioni, e qui abbiamo, e saluto e ringrazio per la presenza anche Giuseppe Pan, il consigliere Pan, che è stato assessore prima di me e che ha governato questa partita. Abbiamo portato a casa 45 milioni, 46 milioni di euro di risorse, una dotazione importante che come Regione, sia nella scorsa legislatura sia in questa, abbiamo cercato di utilizzare in modo che fosse la più efficace possibile e secondo quelle che sono le finalità e le necessità delle imprese di pesca del nostro territorio, che ricordiamolo sempre sono imprese particolari anche rispetto al contesto nazionale. Devo dire che il ciclo di programmazione di quei fondi è comunque alle sue fasi conclusive. Abbiamo impegnato, abbiamo speso ormai la grande parte, non so, chiedo al dottor Cherubini, penso che ci sia rimasto qualcosa, ma poco ci sia rimasto da spendere, quindi è stato fatto anche un lavoro importante per riuscire a impegnare tutte quelle risorse, cosa che distingue la Regione Veneto nel contesto nazionale per efficienza. Non è stato facile perché
sicuramente delle rigidità di questo strumento non hanno permesso di individuare poi quelle soluzioni che sarebbero state necessarie a fronte della mutevolezza del contesto, che abbiamo visto cambia e cambia in modo sostanziale e in tempi molto brevi. Pertanto un primo elemento di richiesta che emerge e che posso rappresentare come parte di una regione che deve poi impegnare queste risorse e darle al mondo della pesca è di avere uno strumento che sappia adeguarsi, che sia flessibile, che sappia adeguarsi a quelle che sono le esigenze dei territori. Comunque ci sono stati delle situazioni di grandi cambiamenti, di grande criticità. Abbiamo avuto i 2 anni del Covid, lo stravolgimento di tutta la filiera legata alla pesca, pensiamo a cosa è successo con la ristorazione, con il turismo, e ciò nonostante i nostri pescatori hanno forse manifestato per primi quel concetto che oggi è diventato molto in voga, che è quello della resilienza. Stanno continuando a voler andare avanti e a mantenere un'ottica di lavoro e di futuro in questo settore, nonostante il Covid e nonostante oggi le tematiche che sono state sollevate di cambiamenti climatici, di aumento del costo delle materie prime, di caro gasolio, di contesto di incertezza internazionale. I nostri pescatori vogliono guardare avanti, vogliono continuare a esercitare il loro lavoro con fiducia. Perché? Perché il tema è legato anche a cosa rappresenta questo comparto nella nostra comunità, nella nostra società. Non è un lavoro qualsiasi, ma è un lavoro che riguarda tutta la nostra comunità, che significa tradizioni, che significa identità, che significa esperienza, che significa cura del mare, cura del territorio, delle lagune, e che significa al fine capacità di dare un valore aggiunto a chi poi entra nella filiera del pesce e alla fine ai nostri consumatori finali. Quindi i temi cruciali di questo settore sono molteplici e obbligano noi come rappresentanti delle istituzioni ad interpretare delle soluzioni e a farcene portatori a tutti i livelli. Sappiamo che le decisioni nel mondo della pesca non vengono assunte solo in un contesto territoriale, regionale, neanche nazionale, ma dobbiamo essere capaci di fare squadra per riuscire a far sentire più forte la nostra voce. E direi che dagli stati generali della pesca fino ad oggi è emerso anche questo elemento importantissimo, che il mondo della pesca vuole fare squadra e sta lavorando unito insieme ai rappresentanti delle istituzioni territoriali, alla regione, ai propri rappresentanti governativi, per far sentire la propria voce e per riuscire ad avere una maggiore forza contrattuale per far comprendere quelle che sono le esigenze peculiari, che non sono vuote rivendicazioni, ma che sono necessità sostanziali per la sopravvivenza del settore e devono essere capite in tutte le sedi, sintanto sino alla sede europea. Quindi in questa occasione, la giornata di oggi, cercherò di essere breve, è quella di mettere a frutto quella che è l'esperienza maturata con la programmazione del FEAMP 14-20 che è alle nostre spalle, ma soprattutto quello di contribuire a individuare le linee strategiche per il nuovo periodo di programmazione 21-27. In particolare, dato il quadro generale che abbiamo degli stati di elaborazione della programmazione europea e nazionale, dobbiamo discutere su alcuni temi e fare delle proposte a tutti i livelli istituzionali che saranno sintetizzate su quelle che sono nuove priorità che ci pongono di fronte tutti ad una sfida che però i pescatori e il mondo della nostra pesca vuole cogliere, e soprattutto lo dico per chi vive e lavora nell'Alto Adriatico e nel Veneto, che ha sempre avuto un approccio di confronto, di dinamismo, di capacità di affrontare anche i cambiamenti. Le tematiche sono legate al concetto della sostenibilità, e lo abbiamo ricordato nella giornata di ieri, la sostenibilità che deve essere non solo una sostenibilità ambientale, ma soprattutto una sostenibilità economica e sociale, senza le quali non vi può essere neanche la sostenibilità ambientale. E non mi dilungo a spiegare il perché lo abbiamo già approfondito ieri. Quindi promuovere una pesca sostenibile e
garantire la conservazione e la gestione della risorsa ittica e delle risorse biologiche del nostro mare? Questa sarà una sfida, sì. Promuovere un'attività di acquacultura sostenibile, quindi la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca, contribuendo a quelli che sono gli obiettivi di sicurezza alimentare dell'Unione Europea. Consentire quella che viene chiamata un'economia blu, sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne, questo per riuscire a garantire quello che è un comune obiettivo della nostra comunità della pesca e dell'acquacoltura. Sono tutte sfide che, così come poste, debbono essere declinate in azioni e in strategie, anzi in strategie ed in azioni. Tutte sfide rispetto alle quali i pescatori già hanno dato prova non solo di poter essere attore, ma di essere necessariamente attore e protagonista rispetto a queste sfide. Già lo abbiamo fatto, abbiamo visto cosa possono fare i nostri pescatori nella gestione della risorsa ittica, nella pulizia del nostro mare, dai rifiuti, dalle plastiche, nella vivificazione delle nostre lagune. Ricordiamo che laddove non c'è un lavoro di manutenzione delle lagune non vi è la naturalità, ma vi è l'abbandono e il degrado, e quindi l'allontanamento anche dal concetto di sostenibilità. E i pescatori su questo vogliono essere protagonisti, ma devono essere compartecipi di un disegno che veda le risorse piegate in questa direzione. Ci sarà una discussione importante anche tra regioni, dobbiamo dircelo apertamente, per capire come verranno impegnati i fondi che arrivano per questa programmazione FEAMP. Anche su questo dovremo fare un confronto aperto e capire se a livello nazionale vogliamo sostenere chi ha un approccio dinamico, chi ha un approccio di crescita, di volontà di accettare queste sfide, o se vogliamo mantenere una storicità che ci porta ad essere poi incapaci di avere le risorse per affrontare queste sfide. Ecco, io farò un dibattito molto aperto, molto franco anche con i miei colleghi assessori, perché io spero che riusciremo a introdurre dei criteri, scusate mi sono infervorato, che spero che riusciremo a introdurre dei criteri che sappiano anche dare uno scatto in avanti nell'ambito di questa distribuzione di risorse e che sappiano premiare chi vuole accettare queste sfide. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie all'assessore, all'architetto Cristiano Corazzari, assessore alla pesca della Regione Veneto. Allora cominciamo con la prima sessione di quest'oggi. Adesso cerchiamo di fare un piccolo cammino introduttivo così abbiamo chiaro quello che è il tema. Allora facciamo ci prepariamo a capire cos'era il FEAMP, e quindi ce lo spiega questo un ricercatore di Veneto Agricoltura, che è Nicola Severini. Un saluto alle autorità presenti, agli operatori. Allora mi presento, sono Nicola Severini, sono un dottore agronomo in forze all'Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell'Acquacoltura di Veneto Agricoltura e lavoro in team con la dottoressa Alessandra Liviero. Con questa mia presentazione vado ad elencare ciò che è stata un'analisi che qualche mese fa ci è stata indicata dalla parte della Regione Veneto di come è stata l'applicazione, quindi gli esiti dell'applicazione del programma operativo FEAMP 2013-2020. Allora, iniziamo con vedere un po' quello che è l'evoluzione praticamente dei programmi comunitari nell'arco degli ultimi 20 anni. Si partiva nel settennio 2000-2006 con lo SFOP, quindi Fondo Operativo per la Pesca, per passare e aveva in dotazione 22,1 milioni di euro, più o meno alla stessa stregua anche il successivo FEP, che aveva in dotazione 22,4 milioni di euro, è stato applicato nel settennio 2007-2013 per arrivare poi all'attuale FEAMP, che è in via di ultimazione, che è andato dal 2014-2020 per poi proseguire nei prossimi anni con il FEAMPA.
Allora, vediamo quelle che sono state le caratteristiche peculiari del FEMP rispetto al FEP. Allora, il FEP si articolava in 5 assi, di cui uno dei più importanti è stato sicuramente l'asse 1, che ha preso il 28% dei fondi a disposizione, che aveva come target l'adattamento della flotta peschereccia alle risorse disponibili, quindi si è andato nell'attuazione della rottamazione di alcuni pescherecci per adeguare lo sforzo di pesca alle risorse presenti all'interno del Mar Mediterraneo. Secondo asse che riguardava l'acquacoltura e la pesca insieme anche alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti, 30%, poi del terzo asse misure di interesse collettivi, poi a seguire lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e infine l'assistenza tecnica. Nel FEMP invece sono stati 2 i capisaldi praticamente, uno in regime di gestione concorrente che ha preso il 90% dei finanziamenti, in cui irrompe in maniera prepotente la parola sostenibilità. Quindi abbiamo in questo caso sviluppo sostenibile della pesca, uno sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e inoltre anche uno sviluppo sostenibile nelle zone di pesca ed acquacoltura anche nelle acque interne. Poi misure proprio dedicate ad hoc per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ittici, poi ancora compensazioni alle regioni ultraperiferiche e l'assistenza tecnica. E poi abbiamo un 10% che era devoluto proprio alla gestione diretta dell'applicazione del finanziamento. Allora, ancora, il confronto con il FEP, praticamente i primi 2 assi praticamente del FEP erano inglobati nell'asse 1 e 2, mentre adesso sono stati sdoppiati in quello, un capo per la pesca e uno per l'acquacoltura. Ancora praticamente sono aumentati le fonti di finanziamento destinate allo sviluppo locale e sono state adottate delle misure ad hoc per la trasformazione dei prodotti ittici e ancora è aumentata anche una parte dei fondi anche per la raccolta di dati e per il controllo sull'attuazione delle misure, oltre alle misure poi specifiche per la politica mediterranea integrata. Quindi in questo caso con il FEMP si è avuto un aumento della competitività delle imprese e una minore pressione sull'ecosistema marino. Il FEP praticamente aveva una dotazione per il Veneto al primo posto tra le regioni fuori convergenza di 23,1 milioni di euro, articolate in 5 assi, di cui praticamente la rottamazione delle barche andavano 4,1 milioni di euro, a seguire le altre dotazioni. Passiamo adesso velocemente a quelle che sono le finalità del FEMP. Praticamente il FEMP ha come obiettivo il raggiungimento quelle che sono le politiche della strategia Europa 2020 e della politica comune comunitaria per la pesca, oltre a prefiggersi quelle che sono le linee per la crescita blu e va a perseguire 4 obiettivi specifici. In primis quello di promuovere la pesca in acquacoltura competitiva ma allo stesso contempo sostenibile per quanto riguarda la componente ambientale, la componente economica e anche sociale. Favorire poi l'attuazione della politica comune della pesca dell'Unione Europea, promuovere lo sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone litorali della pesca e infine favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica mediterranea integrata in maniera complementare a quelle che sono le direttive della politica di coesione e della politica comune della pesca. Allora, il MIPAF, quindi in particolare la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura, tramite una convenzione stipulata nel 2016, ha incaricato la Regione Veneto di realizzare la programmazione del programma operativo FEAMP 2014-2020 in qualità di organismo intermedio. La Regione poi, con una propria DGR, la 1641 del 2016,
ha incaricato la direzione agroambiente, caccia e pesca per l'attuazione del programma operativo in qualità di referente dell'autorità di gestione, quindi per l'attuazione del FEMP in regione. Il FEMP quindi in continuità con le esperienze positive con i precedenti fondi europei, in particolare con il FEP, gode di una dotazione finanziaria di 45,6 milioni di euro, quota che è suddivisa in 3 quote: la quota comunitaria pari al 50%, un 35% di quota nazionale e un 15% che spetta alla regione stessa. Il programma viene applicato sull'intero territorio veneto e articolato in 4 capi, a cui si aggiunge poi un capitolo a parte per l'assistenza tecnica. Allora, queste sono state le misure che sono state applicate, quindi attivate nel corso di questo settennio, quindi i bandi attivati sono stati 145, queste qui sono le misure che andremo a vedere successivamente nei dettagli. Allora, quanti sono state le pratiche che sono state presentate in questi 7 anni? Sono 981 in totale, a cui si sommano 9 per quanto riguarda l'assistenza tecnica, quindi 981 pratiche, e il 56% ricade, sono state fatte richieste per quanto riguarda l'asse 1, quindi per la pesca, un altrettanto 24% per l'asse 2, e a seguire praticamente un 22% per l'asse 4 e un ulteriore 8% a completare la torta per quanto riguarda l'ultimo asse di interesse. Quali sono state le maggiori domande, per quali misure sono state recepite queste domande arrivate in questi 7 anni? In primis abbiamo l'arresto temporaneo delle attività di pesca, quindi fermo pesca. A seguire poi abbiamo gli investimenti produttivi destinati all'acquacoltura, ancora praticamente la misura che riguarda la pesca in acque interne, quindi l'efficienza energetica, in primis la sostituzione dei motori più efficienti, e infine la quarta misura più gettonata è quella dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, in particolare con l'attuazione della creazione dei flag veneziano di Chioggia e del Delta del Po. Vediamo un po' i numeri che escono fuori da questa analisi. Praticamente le pratiche negli anni, praticamente in questi 7 anni, praticamente nel primo anno di attuazione, visto che è partito tardi, erano state nel 2016 solo 2 pratiche, nel 2017 già si sono registrate 230 pratiche, quindi pari al 24% del totale, nel 2018 alla pari ancora un 24% di pratiche, poi c'è stato uno stop nel 2019 con l'arrivo della pandemia per ripartire nel 2020 con il 19% di pratiche presentate e un buon rush finale nel 2021 con il 32% di pratiche presentate. Come prevedibile, praticamente i beneficiari, coloro che hanno presentato le richieste di finanziamento, per il 95% fanno parte della Regione Veneto, un 3,1% della Emilia Romagna e alla spicciolata le restanti regioni che vediamo nella tabella. La tipologia di imprese che hanno richiesto il finanziamento, la porta da leone la fanno le imprese individuali, cioè come era da aspettarsi, strutturalmente la pesca in Veneto è composta per la maggior parte da piccole imprese, quindi il 59% delle imprese che hanno fatto richiesta di finanziamento sono imprese individuali, a seguire alla pari abbiamo cooperative e società di persone miste. Ancora, praticamente facendo una conta delle domande arrivate, quindi abbiamo detto che si partiva da 990 domande, scremate quelle domande che non erano accettabili per vizi di forma e carenze documentali, praticamente quindi scremate 233 pratiche, sono rimaste, le pratiche ammesse sono 757.
e nel corso dell'istruttoria praticamente 68 pratiche non sono state finanziate o per rinuncio o per revoca, ne sono rimaste finanziate 689. Vediamo praticamente il primo asse, quindi lo sviluppo sostenibile della pesca. Questo asse aveva una dotazione di 12 milioni di euro. Praticamente in questo caso vediamo che abbiamo suddiviso i vari assi praticamente per la parte di interesse, quindi abbiamo l'innovazione, l'aspetto sociale, l'aspetto ambientale, l'aspetto strutturale e la pesca nelle acque interne. Vediamo che la parte da leone praticamente per quanto riguarda la pesca è la componente strutturale che ha assorbito il 48% di fondi a disposizione per 5,7 milioni di euro. A seguire praticamente abbiamo un 37% per quanto riguarda la parte sociale, quindi per 4,5 milioni di euro, a seguire le altre con percentuali più basse. I progetti per i vari comparti abbiamo praticamente che, come vi dicevo, praticamente il 37% per la componente sociale, abbiamo che 287 pratiche in un primo momento e 262 pratiche hanno riguardato il fermo pesca, in particolare la seconda tranche per i fondi per il fermo pesca in periodo di Covid. Ancora passiamo velocemente all'asse 2, quindi allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, 13,8 milioni di fondi a disposizione. La componente strutturale in questo caso la fa da padrone con il 91% dei fondi distribuiti, pari a 8,2 milioni di euro. Ecco qua, questi sono i progetti che sono stati presentati nelle varie misure. Praticamente sono 107 i progetti presentati, in parte sono la descrizione dei progetti, riguardano l'ammodernamento dei porti, dei luoghi di sbarco, delle sale vendita dei mercati e i ripari per la pesca. Passiamo all'asse 3, lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne, 6,1 milioni la dotazione di finanziamenti. Anche in questo caso praticamente il 93% delle domande arrivate riguardavano, per 5,7 milioni di euro, riguardavano l'attuazione di strategia per lo sviluppo locale di tipo partecipativo, come dicevo in questo caso con l'animazione dei flag e dei flag Venezia, di Chioggia e del Detto del Po. Infine praticamente abbiamo le misure commesse alla commercializzazione, alla trasformazione, dotazione di 11,6 milioni di euro. In questo caso il 93%, quindi 10,8 milioni di euro, sono andate a favore della trasformazione dei prodotti della pesca, quindi alle imprese che sono a valle della produzione primaria. In questo caso 36. Come è stata l'efficacia dei fondi in questo caso? Vediamo per l'asse 1 abbiamo raggiunto un 74,2% di erogazione del contributo disponibile sul totale approvato. Per l'asse 2 invece si è raggiunta una percentuale di 65,8%. Per l'asse 3 la percentuale si è spinta quasi fino al 94% del finanziamento approvato. Nell'ultimo asse, anche nell'ultimo asse, si è arrivata al 92,3% dell'erogato. Poi per l'assistenza tecnica la percentuale ha sfiorato il 20%. Salto queste due slide proprio per questioni di tempo, che la relazione successiva del dottor Cherubini sarà molto più esaustivo di me. Ieri praticamente al rientro dalla proficua giornata di ieri, dopo alcune relazioni, mi è venuto praticamente la voglia di fare un ulteriore slide. Allora, si parlava dell'aumento della popolazione a livello mondiale, quindi la necessità di aumentare praticamente il cibo per questa popolazione, e si parlava praticamente del basso impatto della pesca e dell'acquacoltura a livello di traccia carbonica rispetto a quello che può essere l'allevamento o l'agricoltura. Quindi c'è una maggiore propensione per il futuro verso la pesca e l'acquacoltura. Io ho fatto da statistico, che è uno che immagina numeri tutti i giorni,
un calcolo. Praticamente, sapendo che dai dati Istat la produzione della branca della pesca per il Veneto nel 2020 è stata pari a 157 milioni e sapendo che il saldo della bilancia commerciale dei prodotti ittici, quindi praticamente siamo ampiamente importatori, quindi deficitari, un saldo negativo per 657 milioni, abbiamo che il comparto della pesca in Veneto ha un deficit di 500 milioni che ci si augura con l'applicazione del FEAMPA, quindi quella A in più è una direzione verso l'acquacoltura, che si possa colmare questo deficit puntando attivamente sull'acquacoltura. Allora questo ho vediamo, finito. 500 milioni di euro, quindi mezzo sì, miliardo. dove si può dare vita a nuove attività. Grazie al dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura e adesso il dottor Giuseppe Cherubini della Regione Veneto ci parla dei dati per un bilancio di attuazione nel Veneto sempre per il FEAMP 2014-2020, quindi diciamo la scorsa programmazione. Allora, nelle scorse settimane era stata in Regione, abbiamo individuato la necessità di fare una relazione un po' più scomoda, un po' più fastidiosa, un po' un guastafeste, e quindi Cherubini vai tu, e quindi farò la parte del guastafeste e del fastidioso, forse perché ci riesco bene, quindi mi hanno individuato e mi hanno messo qui per questo ruolo. No, in realtà quando stiamo lavorando insieme, è stato detto nelle relazioni iniziali, il Veneto è abituato a ragionare in termini di squadra, e quando si ragiona in termini di squadra in spogliatoio bisogna dirsi le cose come stanno, bisogna parlare e bisogna capire come poi andare avanti e migliorare. Allora, perché dico questo? E questo è il senso della relazione, che non riporterà neanche un dato, quindi sarà molto diversa da quella precedente, ma riporterà alcune riflessioni da condividere insieme proprio nello spirito di squadra e di spogliatoio. Nel senso che siamo contenti, diciamo, stiamo impegnando le risorse del FEAMP, le stiamo impegnando, le stiamo impegnando, stiamo per chiudere con un impegno complessivo, quindi le utilizzeremo tutte al meglio, come ha detto l'assessore, per l'interesse delle imprese, ma forse proprio per questo non possiamo nasconderci che invece ci sono dei ritardi per quanto riguarda la spesa, la liquidazione. Quindi il nostro compito è capire perché diciamo non siamo, non dico in zona Champion, ma neanche in zona UEFA per quanto riguarda la liquidazione. Siamo a medio-bassa classifica e noi invece vogliamo andare verso la Champion anche dal punto di vista della liquidazione. Quindi dobbiamo essere più veloci nel far girare i fondi e questo dobbiamo dircelo. Ovviamente i sistemi sono complessi e quindi quello che dirò è appunto un discorso tra giocatori in spogliatoio, quindi le cose non possono essere risolte solo da un ufficio o dalla regione o dal ministero o dall'assistenza tecnica o dalle imprese, ma solo se capiamo insieme, e questo è un contributo, poi ci saranno altri motivi, e cerchiamo di affrontare insieme le cause. Finisco con questa introduzione, poi entro sui punti che mi ero messo. Quando sento parlare giustamente che bisogna togliere la burocrazia, ridurre la burocrazia, su cui sono assolutamente d'accordo, però non pensate che la burocrazia è Cherubini o la dottoressa Iacovoni, nel senso che Cherubini e la dottoressa Iacovoni non possono togliere la burocrazia così, quindi per togliere la burocrazia bisogna lavorare tutti insieme e arrivare a trovare i meccanismi di snellimento, e credo, almeno io, ma sono sicuro anche la dottoressa Iacovoni, saremmo i più felici del mondo di trovare meccanismi di snellimento e di velocizzazione. Allora, questo l'ho detto, dobbiamo darci atto che ci sono stati dei rallentamenti e dei ritardi e che le imprese appunto ci fanno percepire giustamente che fanno fatica a interagire con i meccanismi del FEAMP che sono molto rigidi e rigidi ab origine, quindi comincio, ripeto, in questo spirito ab origine, cioè fin dal regolamento europeo.
Il nuovo regolamento credo, ma infatti dopo seguirò con attenzione le relazioni della dottoressa Iacoboni e del dottor Simioli, spero dia più flessibilità e quindi che ci aiuti tutti a migliorare da questo punto di vista. Quindi abbiamo messo 4 punti, una rigidità del piano finanziario che ci ha un po' fatto fatica, noi abbiamo fatto fatica ad applicare. Altre regioni hanno fatto meglio, noi abbiamo, come è stato detto, una struttura delle imprese particolare molto molto piccole, mediamente avete visto quante domande da imprese individuali che fanno fatica a seguire le procedure e la regolamentazione, quindi sarebbe auspicabile una riduzione degli aspetti regolamentari. Sull'applicativo informatico, anche qui dobbiamo dirci le cose. SIPA, che è stato introdotto nel 2017-2018, è stato utilissimo e necessario perché l'Unione Europea ce lo chiedeva, ma ha creato difficoltà operative, quindi non per sé, ma il fatto di avere una banca dati fatta così ci ha diciamo, aggravato il tipo di lavoro, e questo invece forse probabilmente questi 2 punti con la prossima programmazione FEAMPA lo metto come un post-it per noi del Veneto. Ragioniamo bene sulla programmazione dell'apertura dei bandi, su come gestirle, in modo da non avere tempi così lunghi per le istruttorie come invece abbiamo avuto. C'era spesso un collo di bottiglia nelle istruttorie e tutti i bandi e tutte le istruttorie che si coinvolgevano nello stesso momento, e quindi probabilmente gestendoli in modo diverso i bandi potrebbe essere un piccolo trucco per dedicarsi meglio alle istruttorie di ogni singolo bando. Ecco, qua abbiamo messo così, appunto, ripeto, appunti da chi lavora in cucina dietro la sala, quindi il piano finanziario è stato molto rigido e molto spesso abbiamo trovato difficoltà e anche tempi nel rimodularlo e adattarlo alle situazioni. Pensate a quello che è successo in tutti questi anni, negli ultimi anni, dal 2019 in avanti, o se vogliamo cominciare dal 2018 con la tempesta Vaia qua in Veneto, e ovviamente poi l'utilizzo dei soldi è dovuto anche cambiare. Ecco, un cambio veloce, un adattamento veloce al cambio della situazione sul campo delle imprese ha trovato un freno nella procedura, che ripeto è data a livello europeo, di adeguare il piano finanziario. E quindi come punti migliorativi, anche qui messi per tutti, cercare di fare un'analisi iniziale delle risorse e dell'utilizzo delle risorse, che è quello che oggi spero, su cui oggi avremo molti spunti dalle organizzazioni di categoria, e poi una volta comunque avuto un piano finanziario il più adatto possibile, non è pensabile che rimanga lo stesso per 7 anni o 5 anni, quindi cercare di rendere più flessibili le possibilità di rimodulazione del piano finanziario. Le procedure sono complesse e quindi, l'ho detto prima, facciamo fatica noi a farci capire e le imprese a capirci, e nel senso che chiediamo cose che alle imprese sembrano strane, giustamente, e che però noi dobbiamo fare rispetto ai regolamenti attuativi. Quindi le documentazioni da presentare, la regolamentazione del FEAMP è stata molto complessa, quasi sempre abbiamo dovuto, necessità di soccorso istruttorio, quasi sempre, direi veramente vicino al 100%, chiedere documentazione integrativa, e quindi questo è un problema che allunga i tempi. Quindi le possibili ipotesi, anche qua ripeto a livello di sistema, ridurre per quanto possibile le regole procedurali e quindi la richiesta e la necessità di documentazione da parte delle imprese, anche, e speriamo in questo, dando più autonomia e flessibilità agli organismi intermedi e alle regioni su come adattare le documentazioni e diciamo, le procedure richieste alla struttura del tessuto delle imprese tipico di ogni regione, semplificazione e questo ultimo punto è molto importante se si può costruire insieme, ampliamento il più possibile dei costi standard e dei costi fissi.
l'aspetto il confronto tra 3 preventivi, che è stato la maggior, guardo le imprese ma sono sicuro che mi diranno di sì, è stato un incubo per tutti, quindi sia per le imprese che per noi. Quindi, però senza costi standard, applicando il diritto dell'Unione Europea, dobbiamo andare sui 3 preventivi. Quindi per evitare i 3 preventivi, se si può, proviamo tutti ad aumentare i costi standard. Ovviamente è una cosa da fare a monte prima di aprire i bandi. Gli indicatori, anche abbiamo trovato qualche problema, quindi individuare degli indicatori che siano semplici, coerenti e che diano il senso di quanto fatto nel corso dell'attuazione del progetto. Abbiamo fatto solo un esempio: l'indicatore sull'aumento di fatturato, che è un indicatore molto spesso presente nei bandi FEAMP, però è difficile che aumenti il fatturato nel momento in cui viene chiesto il pagamento, nel senso che il progetto si è realizzato, il fatturato avverrà nei mesi successivi, perché di solito l'impresa chiude il progetto e poi ci presenta la richiesta di pagamento. In quel momento l'indicatore dell'aumento di fatturato non c'è, perché non si riesce a misurare l'efficacia dell'azione, e quindi è solo un esempio per dire che gli indicatori bisogna, anche qui non so se a livello nazionale o con delega a livello regionale, bisogna tararli meglio rispetto al tessuto e alle azioni che andiamo a fare. E definizione di regole, diciamo anche qui precise e snelle per quanto riguarda tutte le varie verifiche. Noi come Veneto, lo dico appunto sempre con la logica di quello che succede in cucina dietro la sala, abbiamo avuto problemi pazzeschi nel capire quanto dovevamo spingersi nell'interazione con gli enti pubblici che fanno strutture importanti per la pesca sull'applicazione del codice degli appalti, nel senso quanto dovevamo andare dentro a vedere cosa l'ente pubblico ha fatto o quanto invece dire ha seguito, e quindi non entro io nel merito delle singole procedure adottate. Vado veloce, vedo il moderatore che già mi guarda e quindi accelero. Incremento dell'occasione di formazione interna, dobbiamo fare squadra anche tra regione e imprese, e quindi informazione sia nostra ma anche delle imprese, in modo che ci capiamo sempre meglio e i progetti arrivano sempre più ben confezionati rispetto alle regole che dobbiamo gestire. Per alcune operazioni forse una riflessione veneta, anche qui, sul fatto di passare a forniture a titolarità, quindi con capitolati d'appalto ben precisi, con fornitori che poi sono gli stessi, piuttosto che bandi che poi invece sono più difficili da definire il rapporto tra azione svolta e impegno e pagamento. Vado veramente veloce. Sul SIPA, l'ho detto, di fatto è stato un problema. Abbiamo avuto grossissimi problemi anche con i nostri applicativi gestionali, e lo dico perché anche questo è da bassa cucina, e chi ha avuto a che fare col SIU qualche problema, ma non perché il SIU sia fatto male, ma perché abbiamo adattato il SIU al FEAMP e sull'adattamento dei programmi informatici a fare cose per cui non sono nati creano dei problemi. L'abbiamo fatto perché soprattutto sulle norme Covid dovevamo avere un applicativo massivo, ma abbiamo qualche problema risolto poi, ma non va nascosto, perché sennò sbaglieremmo a pensare alla prossima programmazione. L'ideale, ma qua anche qui è una cosa che sto dicendo, il sogno, l'ideale sarebbe avere un gestionale dei conti del FEAMP, un SIPA, che sia in grado anche di ricevere le domande, in modo che l'ideale sarebbe un gestionale completo, ripeto, il libro dei sogni, non so se ce la facciamo, che riceva le domande e quindi in qualche modo sia veramente l'unica interfaccia per noi che siamo operativi. Sulla programmazione l'ho già detto all'inizio e quindi vado veloce, su le analisi e sugli adattamenti, cosa che dovremmo fare più frequentemente e più spesso, non solo all'inizio con voi imprese, ma anche in corso d'opera. E a questo proposito un'altra autocritica è quello dell'utilizzo dei fondi di assistenza tecnica fin dall'inizio della programmazione. Noi adesso stiamo usando fondi di assistenza tecnica del FEAMP, come è previsto dal regolamento, per programmare la prossima attività FEAMPA, ma anche nel corso del FEAMPA bisognerà anticipare l'utilizzo dell'assistenza tecnica per essere più veloci e più snelli fin dall'inizio dell'applicazione del programma. Vado veramente verso la fine, anzi questo l'ho già detto, veloce, quindi lo salto, la programmazione dell'apertura dei bandi, i tempi lunghi degli istruttori, anche qui autocritica che metto lì. Due esperienze positive
che invece sono utili e andranno implementate. Abbiamo qua in Veneto applicato anche per il settore della pesca e dell'acquacoltura l'obbligatorietà del fascicolo aziendale e quindi avere una banca dati delle imprese fin dall'inizio e che poi sia collegata ai bandi che si apriranno. Questo è costato fatica alle imprese in fase iniziale, ma credo che poi nei prossimi mesi e anni avremo il vantaggio di questo inserimento e questa informatizzazione complessiva. E stiamo trovando la strada coi flag per lavorare insieme, perché per questa procedura complessa per gli addetti ai lavori tra organismi intermedi e flag di gestione dei bandi e delle graduatorie con doppia approvazione, stiamo trovando il modo, e direi che ci stiamo riuscendo benissimo, di lavorare in parallelo fin dall'inizio in modo da essere molto più veloci coi tempi delle istruttorie. Sostanzialmente mentre i flag fanno le istruttorie la Regione già esamina e quando arriviamo alla fine siamo arrivati alla fine anche noi. Quindi ci sono degli elementi e l'esperienza difficile che abbiamo avuto, io sono ottimista, sicuramente ci aiuterà molto nella prossima gestione FEAMPA ed è per quello che abbiamo voluto dire esplicitamente di fronte a tutti i nostri punti di vista, anche se in modo veloce e schematico come ho fatto. Grazie mille. Grazie. Allora, era Giuseppe Cherubini della Regione Veneto, dottor Cherubini, grazie. Allora, abbiamo visto la vecchia programmazione o i vecchi problemi eccetera, adesso vediamo un po' attraverso il Ministero, quindi la dottoressa Eleonora Iacovoni, che è del programma Politiche Nazionali, Attuazione Politiche Europee Strutturali del Ministero. Ecco, allora le opportunità per il settore ittico. Allora, buongiorno a tutti, Eleonora Iacovoni, Ministero Politiche Agricole, Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura. Anzitutto ringrazio la Regione Veneto dell'invito dell'organizzazione degli Stati Generali della Pesca e anche il Sindaco di Caorle per averci ospitato in questa bellissima cornice. Plaudo a questa iniziativa, la ritengo molto costruttiva, faccio i complimenti anche al collega Cherubini, perché ha fatto un'analisi molto onesta dal punto di vista intellettuale e professionale che pochi, soprattutto a livello regionale, come lui ben sa, avrebbero fatto. Ha evidenziato tutta una serie di criticità, ovviamente in spirito costruttivo e di superamento sia alla fine di questa programmazione ma anche per la nuova programmazione, quindi veramente una presentazione molto completa. Allora, prima di parlare del FEAMPA, io poi appunto farò vedere delle slide di carattere generale e poi Alberico Simioli entrerà più sul dettaglio tecnico, in quanto è stato lui con il suo staff a redigere il programma operativo che ora abbiamo presentato a Bruxelles. Volevo però ricordare, come ha fatto anche il collega Cherubini, che comunque la programmazione 2024 non è finita, perché sappiamo benissimo che abbiamo un obbligo e una possibilità di certificazione fino al 31 dicembre 2023 e quest'anno abbiamo ancora purtroppo un anno di N+3, un anno in cui dobbiamo cercare di evitare il disimpegno finanziario. Finora l'autorità di gestione, le regioni sono riuscite a raggiungere gli obiettivi finanziari che non tutti gli Stati membri hanno fatto, ad esempio la Spagna per ben 2 anni di seguito ha avuto un fortissimo disimpegno, però abbiamo un'ultima annualità che vede però protagonisti stavolta le regioni, perché l'autorità di gestione ha già superato il proprio target finanziario e quindi in questi pochi mesi sarà una grossa responsabilità delle regioni cercare di accelerare la certificazione della spesa, perché altrimenti ci sarà un taglio che sarà proporzionale su ogni regione in base a quella che è stata la dotazione iniziale e il mancato raggiungimento dell'obiettivo e di soldi che quindi torneranno a Bruxelles, e questo chiaramente è un segnale molto negativo anche in vista della nuova programmazione. Volevo anche appunto far presente anche al collega Cherubini che ieri abbiamo caricato la nuova modifica del PO che ci permetterà a questo punto a noi ma soprattutto alle regioni di partire con tutta una serie di bandi e nuove misure e di riallocare quindi le risorse come hanno evidenziato, e questa è un'altra delle criticità di cui ci parlava Giuseppe Cherubini, cioè che ogni
ogni volta che va cambiato un piano finanziario la procedura è lunghissima, richiede mesi ed ha numerosi paletti soprattutto tra priorità, quindi questo è un qualcosa che noi dobbiamo assolutamente evitare per la prossima programmazione. Abbiamo ancora 43 milioni in quota comunitaria da certificare, quindi è un obiettivo molto difficile da raggiungere e io auspico che ci sia un rush finale come nelle scorse annualità per non dover rimandare indietro i soldi a Bruxelles, che sarebbe, diciamo, molto brutto a livello di immagine ma anche nei confronti del settore. Un'ultima cosa, poi diciamo, inizio con la mia presentazione ufficiale, visto che c'è l'avvocato Conte. Ieri il Parlamento europeo ha votato a larghissima maggioranza il regolamento FEAMP della cosiddetta crisi ucraina, che permette quindi dal 24 febbraio 2021 di poter dare diciamo, una sorta di ristoro alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Ora in particolare le misure che interessano a noi potrebbero essere quelle del cosiddetto fermo crisi ucraina, chiamiamolo caro gasolio, anche se come diceva l'avvocato Conte il problema della speculazione dei costi è nato ben prima dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Permetterà quindi di diciamo, dare un ristoro alle barche che si sono fermate per il caro gasolio e che quindi hanno visto compromettere la redditività delle operazioni di pesca. E poi ovviamente ci saranno delle indennità compensative che lo Stato membro andrà diciamo, a calcolare per dare un ristoro sul mancato guadagno e sull'aumento non solo del costo del gasolio, ma anche, come nel caso delle imprese dell'acquacoltura, anche un aumento di costi delle materie prime. Su questo forse sarà importante fare una riflessione, approfitto del fatto appunto che c'è la politica e anche la parte amministrativa, per vedere se, tenuto conto dell'esperienza del fermo Covid, che non è stata proprio brillante, se forse utilizzare queste risorse non per il fermo da caro gasolio, ma per dare più che altro delle indennità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, senza attivare le misure che abbiamo attivato nel Covid, che sono state molto lente e con scarso successo. Ovviamente questo tipo di modifica è a parametro zero, nel senso che la Commissione europea ci ha detto: voi avete ancora dei soldi da spendere, utilizzate, quindi non c'è stato dato un altro plafond finanziario, però sicuramente è una possibilità che abbiamo di dare un serio ristoro e di rispondere anche alla crisi del settore anche con questo strumento. Poi un altro strumento, poi magari a Berico chiedo di dopo dire due parole, sarà quello invece previsto dal FEAMPA, cioè la possibilità già da subito di dare una nostra metodologia di calcolo delle indennità che noi ieri informalmente abbiamo dato alla DG Mare, e una volta che avremmo il loro, diciamo, assenso potremo immediatamente attivarla, e quindi io ritengo che da qui ai prossimi mesi daremo un segnale concreto al settore per questa problematica del caro gasolio e della crisi ucraina. Quindi questo ritengo che sono comunque notizie positive. Ora invece andiamo a vedere la nuova programmazione. Allora, rapidamente noi il 10 marzo 2022 abbiamo presentato ufficialmente la prima versione del PO-FIAMPA al partenariato, dopo una serie di strette e ricorrenti interlocuzioni con la DG Mare. Io non mi ricordo quante versioni abbiamo dovuto cambiare, Alberico, 4, 5, comunque è stata diciamo un negoziato, è tuttora un negoziato molto intenso per le motivazioni che poi andremo a vedere. Il 14 aprile, poi ovviamente abbiamo fatto anche un passaggio con le regioni, abbiamo presentato formalmente il PO-FEAMP alla Commissione europea. Il 16 giugno ci sono arrivate le osservazioni da parte della Commissione europea. Ieri, in occasione della visita che c'è stata al Ministero della direttrice Viceva e del suo staff, abbiamo già diciamo, iniziato a predisporre una bozza di risposta, anche se ci sono dei punti che poi andremo a vedere dopo, su cui purtroppo la Commissione è inflessibile e creeranno sicuramente, insomma, dei problemi anche a noi come Stato membro. A questo punto la Commissione europea ci ha garantito che per fine settembre approveranno
il PO-FIAMPA. Tra l'altro ricordo che l'accordo di partenariato che è seguito dal Dipartimento della Coesione presso la Presidenza ancora formalmente non è stato approvato, quindi avremo prima l'approvazione dell'accordo di partenariato dove vengono riportate tutte, diciamo, le parti normative di tutti i fondi, tra cui il FEAMP, verrà approvato l'accordo di partenariato e infine il programma operativo. Poi cosa succede dal punto di vista proprio procedurale? A questo punto l'IGRUE ci trasferirà i fondi, quindi potremo iniziare chiaramente a lavorare. Poi su questo c'è una parte di competenza delle regioni, cioè le regioni nei prossimi mesi, spero molto rapidamente, devono adottare un accordo multiregionale dove assegnano a ciascuna regione la quota del plafond disponibile per le regioni. Quindi l'autorità di gestione ha già un proprio plafond, le regioni hanno un plafond complessivo che deve essere però diversificato, assegnato alle diverse regioni che da 19 tra l'altro quest'anno passeranno a 20, perché anche la provincia autonoma di Bolzano, essenzialmente parliamo di acquacoltura, ha manifestato la volontà politica di aderire per la prima volta a questo fondo strutturale. Quindi una volta adottato l'accordo multiregionale sarà possibile anche procedere ai pagamenti da parte delle regioni. Chiaramente seguirà tutto un momento di intenso scambio tra noi, ve ne parleremo anche dopo, e le regioni, anche per porre in essere tutte quelle che sono disposizioni attuative, i manuali che stavolta però saranno più snelli e soprattutto concordati preventivamente con le regioni, facendo magari un gruppo di lavoro ristretto, e quindi questo, diciamo, è quello che ci auspichiamo. Allora, ormai l'abbiamo ripetuto svariate volte, il FEAMPA introduce con il riferimento all'acquacoltura, che comunque c'è sempre stato anche nella precedente programmazione, però in questo caso viene data maggiore importanza perché, tenuto conto anche dell'importanza che l'acquacoltura sta avendo a livello anche di produzione e di consumi, soprattutto nel periodo della crisi Covid, si è ritenuto di dover incentivare maggiormente il settore, visto che viene visto un pochino come il futuro a fronte di una riduzione delle risorse ittiche e un aumento invece della richiesta di fabbisogno di pescato. C'è una semplificazione, l'avvocato Conte me lo diceva prima, è stata, diciamo, lei con i suoi colleghi hanno seguito molto bene questo regolamento, c'è stato un dibattito molto, molto intenso e la semplificazione ha fatto sì che ci fossero solo 4 priorità e non le misure, che mi sembra che l'altra volta fossero quasi 60 misure più l'assistenza tecnica. Quindi questo da un lato è una semplificazione, poi chiaramente noi come Stato membro e come regioni lo dobbiamo far diventare un'opportunità, quindi decidere quali sono state le misure più performanti, accorparle e puntare su 5-6 misure invece che su 60 misure che poi, come diceva anche Cherubini, molte sono andate deserte, non sono state performanti, hanno comportato soltanto un appesantimento dal punto di vista burocratico. Quindi saremo noi a decidere quali devono essere gli interventi e le azioni. Viene formalizzato il sostegno a favore degli oceani, chiaramente questo è stato fortemente voluto dalla Commissione europea, ribadisce il messaggio degli oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Poi nuovamente anche in questo regolamento, ma anche negli altri fondi strutturali, ci chiedono ovviamente di avere una maggiore sinergia, che devo dire finora c'è stata non molto, con le altre politiche dell'Unione Europea. Parliamo delle strategie che conosciamo tutti, il Green Deal, il biodiversità, il Farm to Fork, però dovremmo dare un segnale effettivamente diciamo importante. Nella precedente programmazione è stato un po' tralasciato. Poi di nuovo si dà importanza ai CLLD, ai flag, quindi si dà un sostegno ai partenariati locali per tutti i settori dell'economia blu, poi andremo a vedere più avanti. Poi si parlava appunto anche di un'importanza di avere degli indicatori più snelli e questa volta vengono dati degli indicatori che hanno una maggiore attenzione ai risultati e che dovrebbero essere più snelli. Poi su questo Alberico ci darà più delucidazioni.
Allora, come nella precedente programmazione abbiamo anche un common provision, quindi un regolamento che è il 1060 che dà delle disposizioni che sono comuni per tutti i fondi strutturali. Ricordiamo che per la prima volta il FEASR dell'agricoltura è uscito fuori, mentre il FEAMPA è rimasto all'interno, sebbene sicuramente uno dei fondi minori rispetto ad altri fondi. Quindi ci dà questo regolamento delle common provision quella che è la struttura del nostro programma operativo, che tra l'altro trovate pubblicato nella versione ufficiale di aprile sul sito del Ministero, e quindi se avete voglia potete andare a farvi un'intensa lettura. Ora chiaramente la struttura del programma è questa. Dobbiamo far vedere quelle che sono le scelte strategiche dello Stato membro, l'analisi SWOT anche della precedente programmazione, poi l'indicazione degli indicatori, le risorse per gli interventi, ovviamente il piano finanziario, se lo andiamo a vedere, le condizioni abilitanti. La sezione 5 è dedicata all'autorità, quindi autorità di gestione, l'autorità di audit, di certificazione, la sezione 6 rapporti con il partenariato, e viene dato anche un'importanza a quella che è l'attività di comunicazione dei vari fondi, che è uno degli obiettivi prioritari anche di questa nuova programmazione. Allora, le strategie di riferimento, credo che anche l'avvocato Conte le conosca ormai a memoria, perché in ogni intervento sulla pesca e l'acquacoltura si fa riferimento a questi principi. Abbiamo le strategie generali, l'Agenda 2030, il Green Deal, Farm to Fork, abbiamo strategie nazionali. Tra l'altro, al di là del piano nazionale dell'acquacoltura che abbiamo adottato, e anche questo è consultabile sul sito, ovviamente c'è una stretta sinergia, ci dovrà essere inevitabilmente con il PNRR. Allora, a questo proposito, infatti volevo anche anticipare che il Ministero ha già inviato proprio ieri sia alla Corte dei Conti che agli organi di controllo interni l'avviso pubblico, per cui a breve 50 milioni previsti per i contratti di filiera avranno le modalità attuative, quindi monitorate il sito perché ci sarà la possibilità di presentare questa tipologia di progetti. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di paletti, di sinergie inevitabili, ma anche non sovrapposizioni, non doppi finanziamenti tra il FEAMPA e il PNRR. Poi va bene, ci sono anche le strategie del Mediterraneo a cui la commissaria è particolarmente attenta. Allora, il 4 logico l'abbiamo già detto. Allora, non abbiamo più 60 misure, abbiamo una serie di obiettivi strategici previsti nel Common Provision. Quelli che riguardano la pesca e l'acquacoltura, dopo li vediamo, sono solo l'obiettivo 2 e l'obiettivo 5. Poi a cascata, e queste anche diciamo le modalità con le quali abbiamo redatto il programma operativo, abbiamo 4 priorità del FEAMPA più l'assistenza tecnica, poi degli obiettivi specifici previsti dal regolamento del FEAMPA, e a seguire spetterà a noi definire quali azioni vogliamo porre in essere, quindi le vecchie misure del FEAMP. Andiamo avanti. Allora, le sfide sono sempre le stesse, ne parlava anche l'assessore: la resilienza, l'innovazione, la transizione digitale, la transizione blu, e quindi tutti questi elementi sono stati da noi inseriti e sono rinvenibili all'interno del programma operativo. Perfetto. Le priorità ricordo quali sono. Allora, abbiamo l'obiettivo strategico 2 e 5, rimangono come le attuali priorità. La priorità 1 è sempre la pesca, la priorità 2 è l'acquacoltura, i flag diventano la priorità 3, e poi abbiamo la governance internazionale degli oceani, che ovviamente sarà una misura che verrà gestita, un obiettivo verrà gestito a livello solo di autorità di gestione. Allora, il piano finanziario. Allora, la dotazione, questa parliamo della quota UE, quindi poi abbiamo un'analoga quota nazionale, diciamo simile, forse c'è un meno 2% rispetto alla dotazione del FEAMP, quindi è una dotazione molto importante, che poi appunto una parte è stata assegnata all'autorità di gestione, un'altra parte alle
regioni, quindi è una dotazione estremamente importante ed è stata quasi tutta allocata, come vedete, il 47% sulla pesca sostenibile, quindi la priorità 1, anche però una parte molto importante sulla priorità 2, quindi l'acquacoltura sostenibile. A seguire abbiamo i flag e per ultimi l'assistenza tecnica e la governance degli oceani. Allora, c'è anche un nuovo contesto del quale dobbiamo tenere conto e del quale è stato tenuto in parte conto anche nel programma operativo, ne hanno parlato anche i precedenti relatori. Abbiamo appunto degli eventi eccezionali che sono intervenuti diciamo nell'ultimo periodo, quindi la pandemia Covid e la crisi dell'Ucraina, però anche, come è stato detto prima, è importante tenere conto del cambiamento climatico, le cui conseguenze le stiamo vedendo ogni giorno, e dobbiamo mitigare quelli che sono gli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività di pesca e acquacoltura, e anche e soprattutto una salvaguardia delle risorse. Allora, prima chiaramente abbiamo parlato di sostenibilità, è chiaro che la Commissione europea tende più a voler valorizzare una sostenibilità ambientale per le motivazioni che ci siamo detti e sono riportate anche qui, però è ovvio che noi dobbiamo tenere conto anche come Stato membro della sostenibilità economica e sociale e degli impatti che hanno sulle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Sto finendo. Allora, abbiamo delle innovazioni, cerco di andare veloce, quindi per la prima volta andremo finalmente ad adottare gli strumenti finanziari le opzioni di costo semplificato per arrivare anche ai costi standard di cui parlava Cherubini, che così ci semplificheranno nella scelta, nella selezione dei progetti, e quindi verranno per la prima volta introdotte nel FEAMPA. Andiamo avanti. Allora, abbiamo detto le priorità più importanti sono la priorità 1 e la priorità 2, prevedono dei piani locali di gestione, diversificazione aziendale, anche promuovere attività ad esempio di turismo, di ricerca eccetera, servizi ecosistemici per la pesca, la raccolta dei rifiuti e analoghe diciamo, azioni anche per la priorità 2, che è quella appunto dell'acquacoltura sostenibile. Allora, i flag, dopo ho visto ci sono anche gli interventi dei flag locali e su cui ci deve essere, prendo un minuto in più, un cambio totale di rotta, perché noi abbiamo 56 flag, soprattutto non è il caso della Regione Veneto, ma anche ci sono regioni virtuose come l'Emilia Romagna, ma ci sono regioni che hanno decine di flag che ovviamente non hanno minimamente raggiunto gli obiettivi né di impegno né di spesa. Siamo stati bacchettati pesantemente dalla Commissione europea, chi era giù al seminario di Corigliano Calabro lo ricorda, ne abbiamo parlato abbondantemente. Comunque la Commissione europea ha detto basta questo numero così elevato di flag, riducete possibilmente, è chiaro, l'ideale sarebbe una regione, anche se mi rendo conto che ci sono delle diversità territoriali e di costa notevoli. Allora a questo punto abbiamo inserito una soglia minima di budget di 3 milioni, che ovviamente non è stata accolta da alcune piccole regioni molto bene, che però noi riteniamo che sia essenziale e fondamentale per garantire dei flag operativi, perché è comunque uno strumento importantissimo. Andiamo avanti. Allora sì, l'assistenza tecnica, allora ovviamente ci ha richiesto anche nelle osservazioni del programma operativo, la Commissione europea ci ha chiesto un coordinamento molto stretto con gli OI, questa famosa Cherubini cabina di regia che ne sentiamo parlare ogni giorno. Tra l'altro comunque noi abbiamo anche rapporti quotidiani, comunque ci sarà sicuramente un maggiore coordinamento e sinergia, sì, cerco di chiudere, con le regioni. Cercheremo anche di avere un'assistenza tecnica specializzata per gli OI, questo per garantire appunto anche una rigenerazione amministrativa. Andiamo avanti. Allora, brevemente le osservazioni della Commissione europea, dico quelle più importanti, poi sarà Alberico che andrà a dare un feedback. Allora, decarbonizzazione, ieri nella riunione con la Viceva questo termine è uscito tantissime volte, quindi sono ovviamente a favore di un'efficienza energetica dei motori, va ridotto l'impatto ambientale
Purtroppo sono contrari al primo acquisto del peschereccio da parte degli under 40, che invece noi, anche su richiesta degli stakeholder, avevamo inserito. Su questo c'è stata una totale chiusura. Adesso vedremo come poterla gestire. Ovviamente loro hanno anche fatto un plauso alla previsione dell'arresto definitivo, perché sono ovviamente votati a far ridurre quella che è la flotta italiana, e quindi ci sarà anche, penso, 74 milioni di euro sull'arresto definitivo, che porterà quindi a una demolizione. Queste sono le osservazioni, mi hanno tagliato, mi hanno invitato a chiudere, quindi magari su questo punto Alberico ci darai ulteriori informazioni. Spero di essere stata chiara e vi lascio al collega Alberico. Grazie mille al Ministero, dottoressa Iacovoni. Prego, allora abbiamo adesso Alberico Simioli. Innanzitutto i miei ringraziamenti a questa organizzazione perfetta in una cittadina veramente stupenda. Io vengo da Sorrento, quindi un posto turistico, però voglio dire questo posto è veramente bello, quindi grazie. Partiamo subito, cercherò di essere veloce per poi lasciare pure spazio un po' alle domande che farete, spero che sarete buoni. Modello attuativo. Il modello attuativo è partito già in fase di predisposizione del PO, perché Meridian Italia, che è l'assistenza che ha vinto la gara per la predisposizione del programma operativo, ha puntato in fase iniziale già nella consultazione di una serie di esperti. Sono stati fatti 6 tavoli istituzionali prima ancora di scrivere il PO. Alcuni sono anche in sala di quelli che hanno partecipato alla predisposizione dei documenti programmatici da poter poi inserire all'interno del programma operativo, quindi è già partito il PO con una massima condivisione. Sono stati interpellati circa 30 esperti, ognuno su determinati settori. Dopodiché parto direttamente dal quadro logico, che è la slide che aveva fatto vedere la dottoressa, dove che interviene dal punto di vista strategico l'amministrazione nella scelta delle tipologie di azione. Quindi è già tutto incasellato in un determinato modo, quindi obiettivo specifico, poi ci sono le azioni che determiniamo noi e poi all'interno del regolamento, nell'allegato 4, ci sono 16 tipologie di intervento possibili. Mancano ancora dei documenti attuativi che sono i regolamenti delegati, ma questi interventi possono attivare 66 tipologie di operazioni. Diciamo, queste operazioni, anche se non mi piace chiamarle in analogia agli articoli precedenti, in qualche modo richiamano determinati articoli o pezzi di articoli che erano presenti nel 508. Queste sono le prime 33 tipologie, per ora è un documento fame, noi abbiamo utilizzato questo, probabilmente ci sarà un regolamento delegato di approvazione di queste operazioni e probabilmente ci saranno anche delle modalità come attuare questa tipologia di operazione. La struttura, io vi porto solo un esempio perché andare a far vedere tutto il quadro logico diventerebbe impossibile dato anche il tempo. E concentriamo l'attenzione sulla prima, sull'obiettivo specifico 1.1 che al punto 1.1, e cioè quello che è relativo alla sostenibilità dell'attività di pesca, in questo caso alla parte economica, sulla piccola pesca costiera. Quindi abbiamo una serie di azioni, in questo caso l'obiettivo specifico 1.1 contiene 7 azioni che abbiamo descritto e trovate nel PO. Ogni azione può attivare una o più tipologie di interventi, che sono quelli là al lato. Questa è la struttura minima, cioè la struttura di base per poter programmare i nostri fondi all'interno del programma operativo.
adesso per far capire un intervento che cosa può attivare, vi faccio un esempio sulla prima azione. La prima azione è quella là che migliora la competitività del settore della piccola pesca costiera. Quindi l'azione è questa: l'intervento è promuovere le condizioni per i settori della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente sostenibili, competitivi e attraenti, e si riferisce alla piccola pesca. Ecco quindi che questo intervento può attivare tutte quelle operazioni che voi vedete al lato. Questo significa che nella costruzione, mentre prima ogni articolo aveva la sua misura, oggi ci sarà una scheda di intervento generale che poi riporterà una serie di schede specialistiche che sono riferite a ognuna di quelle operazioni. All'interno di questo intervento una regione può attivare tutte una parte, a secondo della strategia scelta, di quelle operazioni che vedete al lato e che sono tantissime. Io adesso vi riporto un esempio di che cosa potrebbe accadere. L'amministrazione regionale sulla piccola pesca fa un bando che contiene tutta quella tipologia di operazioni. Quindi con una sola istanza un'impresa, per migliorare la propria competitività, potrebbe ad esempio attivare tutte e 4 le linee che vi ho inserito là: adeguamento delle imbarcazioni da pesca, che attivano una serie di operazioni, investimenti, la 3, la 4, la 54 e la 55. Poi potrebbe, all'interno di questa stessa pratica, di questa stessa istanza, potrebbe attivare una seconda linea che riguarda il valore aggiunto delle produzioni, una terza linea perché potrebbe puntare pure ad esempio a realizzazione di un ristorante con il suo prodotto, e quindi la diversificazione produttiva dell'impresa, e per finire, per avvicinare anche i giovani a questo mondo, migliorare anche le competenze dei giovani per poter effettuare un ricambio generazionale. Quindi rispetto al precedente, se ci pensate, ognuna di quelle operazioni era un bando diverso, quindi un'azienda per poter fare più cose doveva presentare un numero X di istanze. Invece oggi, per migliorare la competitività delle imprese di piccola pesca costiera, potrebbe bastare una sola istanza. Vantaggi e difficoltà del modello attuativo. I vantaggi sono quelli di cui prima si chiedeva, una maggiore possibilità degli OI ad esempio di programmare. L'esempio che vi ho fatto prima è un classico esempio di capacità di programmare, perché l'amministrazione regionale, nell'ambito di tutto quel pacchetto di operazioni, potrebbe programmare ad esempio solo la linea 2, la 2, la 3, la 4, e quindi non esiste più questo numero di modifiche finanziarie per passare da un articolo a un altro. Nell'ambito di quell'intervento uno può spendere i soldi su qualsiasi di quelle operazioni, anche solo tutte su una. Le difficoltà attuative quali sono? Sicuramente ci vuole una regia centrale, una condivisione costante per la costruzione dei documenti attuativi specifici, che deve essere fatta dal mio punto di vista sia con gli OI ma anche con le categorie, per evitare quei blocchi che hanno in qualche modo ostacolato l'attuazione delle misure. Quindi sarei ad esempio propenso di nuovo a istituire una serie di tavoli concentrando sia OI, mettendo intorno al tavolo la DG, gli OI e le rappresentanze delle categorie. Al momento vi è un'assenza di regolamenti delegati, il che ci consente di fare molte più cose rispetto ad avere delle caselle ben iscatolate, però è chiaro che costruire delle schede ex novo è abbastanza complesso ma non impossibile, perché comunque abbiamo già delle linee di indirizzo sul 508 che era fatto per articoli, e dobbiamo avere una maggiore attenzione sugli aiuti di Stato, perché ad esempio nel caso della diversificazione potremmo ricadere in alcuni di questi casi. Per me
diciamo, i punti salienti nella costruzione di questo modello attuativo è una maggiore condivisione delle scelte tra tutti gli operatori, tra tutti gli stakeholder istituzionali e non, un sistema di criteri di selezione più semplici di quelli che sono stati utilizzati nel FEAMP per un sistema di andare a contare un parametro piuttosto che un altro. Si parlava prima della forte spinta all'utilizzo dei costi semplificati anche per gli investimenti, quella per le compensazioni è già avviata. L'11 sarà discusso la metodologia di calcolo per i costi compensativi relativi alla pesca e all'acquacoltura per la crisi ucraina. È stata già predisposta la metodologia sia numerica sia attuativa, dove è veramente semplice il calcolo, cioè non esisterà più quello che è accaduto ad esempio col Covid, sarà una procedura estremamente facile, basterà riempire 2 minuti. Ma questo non si deve fermare solo alle compensazioni ai premi, al resto temporaneo, definitivo, dovremmo andare oltre, dovremmo costruire dei costi semplificati, ad esempio dire quanto può spendere un operatore per kilowatt di potenza a bordo, in maniera tale da evitare completamente i 3 preventivi che creano una serie di problemi non solo per l'azienda ma anche per chi deve controllare che le società non sono collegate, insomma sarebbe una forte semplificazione quella di puntare anche per tutta la parte degli investimenti. Quella dei lavori è più semplice, quella degli investimenti invece in attrezzature è un modello da costruire, però ci sono tutte le potenzialità per poterlo fare una specie di, come dire, di catalogo dove dentro potrebbe essere riportati i costi semplificati per qualsiasi tipo di attrezzatura o giù di lì. Ieri abbiamo avuto un grande apprezzamento sull'utilizzo di strumenti finanziari, hanno detto che siamo quelli che stanno più avanti anche nella costruzione di questa procedura. Non può essere ancora che un OI chiede un parere all'amministrazione regionale e dopo 10 giorni lo stesso parere lo chiede un altro OI, quindi occorre in qualche modo creare dei meccanismi anche attraverso il web di costruire delle note metodologiche interpretative in maniera tale che ognuno accede a queste informazioni, ogni OI, e che quindi non si ripetano sempre le stesse cose. Maggiore coordinamento dell'ADG nel fornire il supporto agli OI, secondo me anche questo è un elemento per costruire un modello efficace. Io ho finito e grazie per l'attenzione. Bravissimo, davvero bravissimo, complimenti. Allora grazie ad Alberico Simioli di Meridiana Italia. Ora abbiamo terminato la prima parte, quella per me più semplice, perché adesso ci sono sostanzialmente una serie di sessioni, di approfondimenti, e lo facciamo con tutto il mondo della pesca, e quindi cominciamo subito perché recuperiamo, abbiamo qualche minuto di ritardo e quindi vediamo un po' di recuperare. Il tema generale sono le proposte degli operatori per la nuova programmazione FEAMPA, quindi è un momento, come posso dire, di richiesta e di ascolto. Ecco, allora chiamo un po' coloro che per la priorità 1, ovvero promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, saranno presenti e approfondiranno. Io non voglio mandare via questi relatori dal tavolo, però penso che debbano dare il cambio, e chiedo scusa a tutti e tre, in particolare alla dottoressa Iacovone. Ecco, se possiamo piano piano avvicendarci. E allora, prima, grazie mille, un applauso ai relatori così recuperiamo il tempo. Ecco, allora mentre invece noi sistemiamo tutto quanto, dovremmo avere qui per Federpesca Roberto Penzo, se c'è, e non vedo, bene, dopo c'è, eccolo qua, ecco, allora alzate la mano così vi vedo. Federcopesca,
Federcopesca Paolo Tiozzo, anche qui se c'è si palesi, come si dice in questo caso, eccoli qua. Poi abbiamo Antonio Gottardo di Lega Coop Agroalimentare e poi dovremmo avere Gianni Stival di AGCI Agrital Veneto. Io ho l'incarico di dire qualcosa. Allora, cosa si può dire? Visto dopo quando vengo a Caule un po' di illusione c'ho, perché 62 anni, sono venuto qua a Caule la prima volta a 12 anni, era pieno di barche, adesso non ci sono più nessuno, dunque qualcosa sarebbe da rivedere. Visto che parliamo di FEAMP, penso che qualcosa abbiamo di problemi secondo noi. Prima cosa che sui FEAMP, io visto che sono un pescatore e li fanno altri al posto mio, farei una cosa che forse sarebbe più veloce. Quando si fa una domanda per rimodernare la barca, che non ci siano tanti 1, 2, 3 bandi, uno unico, perché uno può essere che può spendere 10.000 euro, 5.000 euro. In questo momento qua di crisi non possiamo fare di bandi per ogni tipo di programmazione, perché purtroppo è un problema, perché abbiamo barche che magari hanno bisogno di un radar e non rientrano a mettere un radar, che un radar non è uno scopo di andare a prendere più pesci. Dopo il problema che abbiamo noi per esempio sulle barche più grosse che sono superiori ai 24 metri, qua si parla tanto di poter fare decarbonizzazione e tutto quanto, però a noi con questo sistema qua ci hanno messo che non possiamo mettere i motori di nuova tecnologia. Le barche che superano i 24 metri, questo per noi è un problema, ecco. Perché penso che a una barca grossa gli cai via anche a mettere il motore proprio, e ci penalizzano in tutti i sistemi. E un'altra cosa che dopo vedo anche, visto tante cifre, io penso che i 74 milioni di euro dovrebbero non bastare per demolire la flotta pescatrice italiana, perché qualche soldi in più bisogna dare alle barche piccole, di media, perché una barca che è 10 tonnellate, se fate conto, non porta a casa quasi nulla. Devo dire, bisogna un po' riguardare questi prezzi qua, perché sennò alla fine va a finire che è vero che tutti aspettiamo le demolizioni, perché purtroppo tutti aspettiamo, però insomma bisogna guardare queste cose. Un'altra cosa, io ho visto, perché qualcosa ho domandato alla nostra direttrice, cosa ha domandato sui FEAMP, e noi qui che portiamo avanti, Gottardo lo sa, diciamo, sono i consorzi di gestione, perché per noi pescatori in questo momento qua, dopo il Covid, è 2 anni che battiamo per fare i consorzi di gestione nel mondo dello strascico e del rapido, che sono suddivisi, perché noi pensiamo che se la pesca avrà futuro è solo lavorando meno, però essere diciamo contenti di quello che si fa, perché in tutti questi anni secondo me qualcosa da guardare la Comunità Europea cosa ha fatto dovrebbe andare a vedere, perché ha solo creato di danni che magari da una parte possono stati giusti perché ci hanno diminuito lo sforzo di pesca, ma hanno anche diminuito nelle flotte come queste. Questo è il problema. Allora io è da anni che io dico, fate dare, non dico giustizia ai pescatori, però fate almeno provare come si deve morire. Qualcosa capiamo, non capiamo più di tanto, però sul nostro mondo della pesca capiamo. Ecco perché dico, consorsi di gestione, i FEAMP dovrebbero, consorsi di gestione, dare un reddito alla pesca, perché purtroppo quando cavano via, come diceva da Conte, i latterini, hanno chiuso un sistema, vuol dire questa gente non va a finire, noi li mandiamo. Nel 2008 abbiamo avuto il caro gasolio, è vero, però siamo venuti fuori da quella storia là, abbiamo avuto una grande forza, adesso purtroppo come che siamo messi è difficile. Io ieri ho speso in 2 giorni di pesca 3.800 euro di gasolio, vuol dire, parliamo di 4.000 euro, perché siamo di parlare di noccioline, è fatica. Settembre avremo una ripresa molto più difficile. E grazie alla Conte che ci ha dato la notizia bella, ma già ieri era dappertutto, i pescatori hanno ringraziata che ci danno questo fondo d'emergenza, è da dicembre che lo domandiamo, perché vedevamo già il futuro. Insomma, io dico una cosa con tutti questi numeri, dobbiamo tutelare la pesca in tutti i sistemi, perché noi tuteliamo una marineria grossa come Chioggia, che è la più grossa, coi suoi pregi e i suoi difetti, perché naturalmente più grossi che è, più pregi si ha, però ci sono anche tanti difetti. Però deve darci una mano tutti quanti, con i FEAMP,
con un sistema politico che è importante, e noi vediamo adesso, specialmente con la Conte, ma non perché qua se ho da dire qualcosa lo dico anche se non c'è, non cambia nulla per me, però vediamo che adesso in questo momento qua la politica fa a squadra, e questo è importante perché penso che a breve ci sarà qualcos'altro da andare a combattere. Bene, io mi fermo così. Grazie. Allora, questa è l'opinione di Federpesca. Sentiamo Lega Coop, Antonio Gottardo. Fa vedere? Basta che lo fischia. Ben poco da aggiungere a quanto diceva Roberto, se non una considerazione. Non faccio parte della categoria degli spiegoni, quindi cerco un po' di rendere utile anche questa giornata e queste giornate importanti che il Veneto ha promosso, e sinceramente aver avuto il coraggio di farlo in un momento difficile sta premiando, insomma, chi ha avuto il coraggio di farlo. Il passaggio che ha fatto il dottor Simeoli e la dottoressa Iacovoni sono strategici. La riflessione che poneva il dottor Cherubini, ammettendo quali sono i punti di debolezza dell'applicazione del FEAMP, è un taglio che apprezzo molto, cioè, è un cambio di strategia, un cambio di impostazione che forse ci aiuta a superare alcune difficoltà, alcuni punti delicati. Lo scenario dell'Unione Europea, che è quel cappello là, il sommo sacerdote sopra la nostra testa, dice una cosa semplice, l'abbiamo visto prima con la dottoressa Iacovoni. Politica di ricostituzione degli stock, MSY, è mica finita qua, mica c'è solo quello. Nel tempo la previsione, e secondo me la questione del Covid, della guerra in Ucraina, ha solo rallentato un processo di applicazione dei criteri Green Deal, Farm to Fork, biodiversità, eccetera, eccetera. Ma la tendenza, cioè la cultura che c'è nell'Unione Europea e che poi ha una ricaduta diretta poi sugli stati nazionali e sui territori e sulle imprese, è quella sempre più di applicare riduzione dell'impatto ambientale, riduzione dell'impronta del carbonio e risparmio energetico. È mica finita qua, perché ne hanno inventato un'altra. Probabilmente i prossimi bandi punteranno all'alleggerimento degli attrezzi da traino, quindi sempre in quell'ottica di riduzione dell'impatto ambientale, ma non è finita, perché sempre più la questione dei bandi sarà ancorata e vincolata a un sistema di pesca a strascico che sia collegato a aree sicche, aree marine protette, ZDB e bla 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 bla. Cioè questa è la tendenza, questo è Cosa possiamo fare? Un bel bando per le demolizioni, chiudiamo tutto. Ci pagano per farci morire, sì, potrebbe essere utile per alcune imprese, ma credo che nella nostra regione e nel distretto Alto Adriatico esista un sistema produttivo di pesca professionale altamente capitalizzato, con una generazione un'età media che sicuramente non è giovane, ma che presenta ancora degli anni davanti sui quali bisogna investire. E quindi risulta utile e opportuno da parte delle istituzioni, quindi Regione, Distretto, Ministero e rappresentanti dell'Unione Europea, impostare una strategia che tenda da un lato a garantire un giusto indennizzo a chi vuol tagliare la barca, ma dall'altro a dare delle opportunità economiche in un momento difficile, di sfangare il periodo e dare delle opportunità alle imprese. Questo è il tema. E l'intervento che ha fatto Simeoli, badate bene, ci sono alcune questioni legati ai punti di debolezza che volevo evidenziarvi sul nuovo FEAMPA, che danno una prospettiva importante. Mi riferisco in particolare al tema degli ammodernamenti, dove molto spesso lo dividevamo in 3 sezioni e quelle 3 sezioni poi creavano un appesantimento burocratico. Già il fatto di accorpare alcuni procedimenti potrebbe essere utile. Nel Veneto, altro punto delicato, è quello che esiste nel Veneto, esistono 1300-1500 imbarcazioni nelle acque marittime interne che spesso non sono riconosciute all'interno del FEAMPA, che hanno trovato difficile applicazione
Con il dottor Simeoli avevamo evidenziato a suo tempo, e lo ringrazio per averlo inserito all'interno del nuovo regolamento PO, spero sia mantenuta, vedo un cenno positivo e questo è confortante, nel senso che nel Veneto alcune attività di vivificazione, di ammodernamento della flotta delle acque marittime interne, di supporto a questa categoria possono essere riconosciute anche attraverso le misure del FEAMP. Terzo punto debole, la questione del regime sanzionatorio. Tu peschi un pesce piccolo, te becchi il penale. Manco un mafioso in alcune aree ha la fedina penale compromessa come i pescatori professionali. È una logica dalla quale uscire questa, perché poi questo vincola anche l'applicazione dei fondi del FEAMP. Bene la questione dei costi standard, molto bene questa, è un tema estremamente delicato. Bene anche la questione del peso dei preventivi che potrebbero essere, e qui mi rivolgo al dottor Cherubini, al sistema della direzione dell'unità operativa caccia e pesca della Regione Veneto, evitare la questione della presentazione dei 3 preventivi con un'autocertificazione che potrebbe evidenziare un'indagine di mercato che individua l'azienda X e Y. Bene la questione della semplificazione della domanda. Sarebbe interessante, e qui arrivo anche a una proposta, vedo anche il dottor Comacchio presente in sala, ad esempio nel PSR si è lavorato e i risultati per quanto riguarda il comparto agricolo sono sotto gli occhi di tutti, la prima regione a livello nazionale per capacità di spesa, di impegno di spesa. Riuscire anche nel settore della pesca a fare una programmazione dell'emissione dei bandi con un cronoprogramma che consenta alle imprese, aziende, cooperative, consorzi, imprese, barche, OP, eccetera, eccetera, di programmare da qui ai prossimi 3 anni le attività che possono essere messe in campo e finanziabili attraverso i bandi. Questi sono gli elementi di debolezza. Sulla questione degli ammodernamenti è un tema particolarmente delicato, ho visto sulle slide del dottor Simeoli alcune opportunità, si tratta di uscire da oggi partendo da quell'affermazione del dottor Cherubini che ha evidenziato i punti di criticità con una serie di elementi che ci consentono sì di valorizzare il bando per le demolizioni, ma anche di garantire a dei sistemi di pesca, e penso al sistema anche dei mercati nel Veneto, in Emilia Romagna, in alcune regioni. Qua ci sono i mercati, qua c'è la trasparenza, qua c'è la concentrazione del prodotto, qua c'è la valorizzazione del prodotto, qua c'è il rapporto con la GDO. Il sistema mercatale veneto del distretto Alto Adriatico è un caso unico a livello nazionale. E sono queste le strutture economiche su cui puntare e su cui dobbiamo valorizzare. Quindi elementi di crescita, anche per attrarre dei giovani, ce ne sono, vanno creati. Ripenso sempre all'agricoltura, i bandi anche per i giovani hanno avuto una capacità di attrazione perché si è creata una prospettiva di lavoro e di diversificazione dell'attività. Quindi ringrazio davvero sia il dottor Simeoli e anche il dottor Cherubini e la dottoressa Iacovoni, perché davvero ci danno l'opportunità oggi di prefigurare una prospettiva che sia positiva e non sia solamente di bando per le demolizioni. Bene, questo è bello, che fare i complimenti a chi lavora, ecco, dall'altra parte, grazie. Gianni Stivalli. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto all'assessore regionale, no, preferisco parlare con questo, così, grazie. All'assessore regionale Corazzari, il sindaco che l'ho visto di sfuggita prima che era salito, all'onorevole Conte, ovviamente ex assessore PAN alla pesca, e a tutti i dirigenti, al dottor Comacchio. Se dimentico qualcuno scusatemi, ma l'emozione mi porta anche a questo. Io parlo un po' più a livello pratico, voglio andare proprio nel territorio, parlo dell'esperienza dei Cogevo, dei consorzi di Chioggia e di Venezia, e parlo dell'esperienza delle 2 OP Fasolari e OP Vongole. Nessuno ci credeva, però noi ci siamo riusciti. No. Ci siamo riusciti come? Siamo partiti 20 anni fa, come diceva il sindaco, bisogna partire. Poi un po' piano piano, un po' alla volta, ma se mai si parte, mai ci si arriva. E poi bisogna avere fiducia, bisogna crederci, no? E crederci fino in fondo, perché evidentemente ci sono degli ostacoli nel percorso degli anni.
Noi abbiamo avuto grandi difficoltà, morie, ripascimenti, chi più ne ha, è un cantiere aperto il mare, oltre alle difficoltà delle morie, no, dei vari molluschi, dei vari settori, dalle veraci alle vongole, alle capesante, abbiamo avuto dalle cannocchie, insomma, abbiamo avuto anni difficili e stiamo ancora attraversando anni difficili. Però noi 20 anni fa siamo partiti con i consorzi di gestione, facendo gestione, veramente gestione della risorsa, catturando la risorsa che il mercato chiede, non di più. Questo è il primo tema, perché i pescatori una volta a me mi dicevano che non avevano voglia di lavorare, perché io dicevo anziché 6 quintali ne prendiamo 3, anziché 10 ne prendiamo 2, valorizziamo il prodotto e facciamocelo pagare. E io dicevo, sai qual è la differenza tra me e te? Che tu sei un pescatore, io sono un contadino, orgoglioso di provenire da un mondo contadino, perché il contadino mette in mano il portafoglio, compra il seme, semina e poi aspetta il momento opportuno e poi raccoglie, quello che noi a volte non facciamo. Quindi bisogna avere il coraggio, come diceva il sindaco prima, di fare una nuova politica della pesca e crederci, perché il mare non dà più come una volta, purtroppo per il clima, per tante situazioni che sappiamo, e risolvere il problema del gasolio non vuol dire risolvere il problema della pesca, perché giustamente, come ha detto prima anche l'onorevole, no, poi potremmo risolvere il problema domani mattina del gasolio, certo, è un problema enorme. Io, chi vi parla, è un pescatore da 25 anni, adesso faccio il dirigente, ho ancora un peschereccio, è triplicato il gasolio. Ma se domani risolviamo il problema del gasolio, rimane il problema delle catture, rimane il problema del pesce. Ma il problema del pesce non è causato dai pescatori, come i media è facile criticare, no? Il pescatore ovvio fa la sua parte, certo, ma è tutto il resto che mette nelle condizioni che il mondo della pesca oggi è in ginocchio. Non è sicuramente per colpa nostra, perché noi cerchiamo il mare, siamo le prime sentinelle noi del mare. Noi veramente ci teniamo a cuore, però bisogna anche avere la consapevolezza che il mare bisogna amarlo, bisogna rispettarlo e quando chiedi aiuto bisogna aiutarlo. Come? Seminando. Noi stiamo facendo questo. Noi abbiamo fatto 8 giorni fa, c'è un progetto attraverso Veneto Agricoltura, grazie all'assessore Corazzari, al governatore Zaia, grazie a qui presente il capogruppo in Consiglio regionale e l'onorevole Conte, un progetto con Veneto Agricoltura. Abbiamo acquistato le vongole a Civitanova Marche dal consorzio di Civitanova Marche e le abbiamo seminate in tutta l'area del comparto Veneto. Quell'area rimarrà chiusa per 1 anno. Questa è la nostra politica. Noi peschiamo 2 giorni alla settimana, /3, in base a quello che richiede il mercato. Questo è un passaggio molto importante. E l'altro passaggio importante, oltre a fare una gestione del territorio, della risorsa in mare, l'altro passaggio importante è quello sotto l'aspetto commerciale, perché se tu peschi e poi lo dai al commerciante, il valore aggiunto lo prende il commerciante, no? Bisogna fare come il contadino. Faccio sempre l'esempio del contadino, che adesso il contadino si fa il vino e si vende il vino, dopo c'è qualcuno che lo porta in cantina, però il valore aggiunto lo prende quello che fa questa politica, e noi come OP Fasolari, OP Vongole facciamo questa politica. Noi abbiamo investito una grande struttura a Chioggia e una struttura a Caorle, abbiamo inaugurato nel 2020 purtroppo in tempo di Covid una fabbrica qui a Caorle di trasformazione di prodotti locali del nostro territorio, perché io acquisto capesante da Chioggia, canestrelli da Chioggia, da Caorle, insomma nell'area qui veneta, e trasformiamo il nostro prodotto e lì il valore aggiunto. Lo devi fare tu questo passaggio, perché tagli la filiera e quel guadagno che può permettersi di guadagnare il commerciante lo acquisti te. Noi stiamo facendo questo passaggio, noi siamo la prima realtà in Italia, perché nell'area qui vicino a noi della Brussa, noi abbiamo evidenziato un'area, quelle 3 miglia della Brussa, un'area biologica. Quella è un'area dedotta alle vongole bio, noi siamo l'unica certificata realtà in Italia, quindi siamo i primi in Italia, deteniamo ancora dal 2018 prima in Italia l'autorizzazione e la certificazione di vongole biologiche, e poi deteniamo anche la certificazione di pesca sostenibile a marchio MSC, ok? E siamo l'unica realtà al mondo. Cioè deve aver vanto il Veneto di questo, perché nessuno in Italia, nessuno al mondo ha queste 2 certificazioni. Ma siamo partiti da lontano, adesso è facile dirlo,
ma la prima cosa da fare è togliere quello che tutti noi pescatori abbiamo, l'individualismo. Bisogna toglierlo completamente, bisogna fare squadra, bisogna fare gruppo e bisogna crederci. Questo è quello che è il passaggio che abbiamo fatto noi. Adesso siamo in un momento di difficoltà, sì, è vero, però noi siamo strutturati. Se domani riparte l'economia, riparte che il mare ci aiuta, perché il mare ti dà ma anche ti toglie. Però quando ti toglie devi tu sostenerlo. Come fa il contadino in campagna. Dopo è ovvio che se viene un inquinamento o se viene la tempesta, come in agricoltura, ma tu tanto fai il tuo e poi vedrai che la natura sicuramente ti aiuterà. Questa è la nostra esperienza. Bene, allora queste sono le opinioni, spero che si senta, sì. Queste sono le opinioni, ecco, per quanto riguarda la priorità 1, ve la ricordo, promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche. Abbiamo ancora 2 minuti, usiamoli tutti, ecco, magari per una riflessione, se volete, su quanto è stato detto, in particolare mi pare che Gottardo già l'abbia sottolineato, e quanto è stato detto da Alberto Simioli e da alcune cose che sono state bene, per magari fare delle domande alle quali poi potranno rispondere, però una battuta a testa cortesemente. Io volevo, dottoressa, aspettiamo un secondo, se no non si sente niente. Forse dovevamo invitare Paolo, forse. Perché è mezzogiorno adesso, quindi fra poco quasi mezzogiorno, quindi si prende per tempo la campana. Sì. Dai, prego, sì, perché sennò... Sì, dottoressa, io volevo così cercare di dare un input, no, per l'esperienza che noi abbiamo, insomma, se ho l'onore dopo vorrei farle vedere l'esperienza di Caorle, le infrastrutture fatte dalle OP e dai Cogevo. Ecco, in questa nuova programmazione cercare di dare la possibilità a quelle aziende che ci credono, almeno, per carità, io dico dare la possibilità a tutti, questo è chiaro, no? Però se poi uno non ha la volontà di credersi nelle cose, che noi abbiamo ancora i mutui, non è che siamo dei signori, però stiamo cominciando a fare una nuova politica della pesca e crederci e ridare un futuro ai nostri giovani, perché io ormai andrò in pensione, però almeno posso dire un domani ho dato qualcosa, ho lasciato qualcosa. Ecco, è importante investire su quelle aziende che ci credono e vogliono strutturarsi ancora di più di quello che sono oggi. Perfetto. Grazie. Gottardo? Semplice, c'è la questione degli ammodernamenti, Alberico e Leonore, è il tema quello vero, cioè benissimo il bando per le demolizioni, rafforziamolo, sicuramente ci saranno tante domande, purtroppo, diciamolo onestamente, però sulle demolizioni, radar, ecoscandagli, plotter, sistemi GPS, ma in un'ottica non di invasiva, ma di maggiore selettività e capacità selettiva da parte delle imbarcazioni, perché questo aiuta anche a ripristinare quel concetto di biomassa pescabile che è tanto caro a Bruxelles. È una misura igiene e sicurezza, è una misura che può, su questo penso qualche risposta o tra il Ministero, le OI, si potrebbe anche dare. Penso? No, io l'unica cosa che devo dire è solo sulla pesca, sosperti, noi parliamo di bene di gestione, sono importanti, perché abbiamo perso parte, perché i piani di gestione non sono stati messi a buono, perché la piccola pesca si può fare di università, di mestiere, da pannelli, i piani di gestione non siamo convinti. Ecco perché dico, piani di studio dei pescatori, fate trovare un discorso dei pescatori qualche volta. Io capisco tutti gli enti che ti stanno dentro voi, però ascoltate la nostra parola, perché cominciate ad andare male dopo 12 anni. Non sono bravo iniziante, ma penso che il mio lavoro mi dà capo. Perché io sono stato Grazie. Allora abbiamo risolto, ecco, per adesso, poi le risposte dopo, così facciamo una cosa tutte insieme. Allora abbiamo risolto la priorità 1, adesso cortesemente, se voi, passiamo alla priorità 2, ovvero promuovere attività di acquacoltura e sostenibilità
e la trasformazione e la commercializzazione di prodotti, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo, se ci sono, Pier Antonio Salvador, c'è? C'è. Sì, benissimo, allora dopo vediamo. Ecco, poi Giuseppe Prioli, poi Alessandro Faccioli, eccolo qua, scusa. Poi dopo, allora diciamo che il progetto Giuseppe Prioli è di Ama, Alessandro Faccioli è di Coldiretti, Oliver Martini di Confagricoltura. Bene, prego. Adesso io cerco un po' di mitigare un po' la confusione che ci sarà dietro, anzi l'assembramento che ci sarà dietro, perché poi c'è anche Massimo Barbin, sempre di Confindustria Venezia e Rovigo, e poi Enzo Lazzarin del mercato ittico di Caorle. Bene, allora dobbiamo discutere della priorità 2, che è una priorità molto interessante, perché come abbiamo detto è promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'Unione. E questi sono temi molto importanti, un po' meno, se volete, tecnici di quelli precedenti, ma in una prospettiva, come posso dire, futura, sono sicuramente dei temi che hanno il loro peso e magari, come è stato detto prima riferendosi all'onorevole Conte, probabilmente l'Unione Europea tiene molto a questa priorità 2, sono linee che guardano al futuro soprattutto. Allora teniamo un po', se volete, la priorità che ho dato nella chiamata, e quindi sentiamo Pier Antonio Salvador dell'Associazione Piscicoltori Italiani. Allora, buongiorno, non sono Pier Antonio, sono il direttore. Sì, scusa, ripeto, ecco, sempre questi 5-6 minuti a testa, mi raccomando. Andrea Fabris, direttore dell'Associazione Piscicoltori Italiani. Ovviamente ringrazio anch'io chi ha organizzato, le autorità presenti e anche chi ci ha preceduto, diciamo inquadrando bene sia quello che c'è stato ma anche quello che verrà. E in questo senso vorrei fare 2 o 3 considerazioni, una di tipo più generale. Ringrazio per l'attenzione che è stata posta alla semplificazione, sia dal dottor Cherubini ma anche dal dottor Simioli e dalla dottoressa Iacovoni. Semplificazione importante perché il settore dell'acquacoltura e anche quello delle acque dolci che noi rappresentiamo è costituito da più di 80% di micro e piccole imprese, quindi significa aiutare le imprese se li semplifichiamo. Quello che poi vediamo nei precedenti bandi è che tante volte per semplici investimenti produttivi, come anche acquisti di piccole attrezzature, si è dovuto affrontare una mole di documentazione importantissima, come quella dei preventivi. Quindi ringrazio l'apertura della porta ai costi standard, che è una cosa fondamentale. Un'altra proposta che facciamo da molto tempo è quella di prevedere delle sorte di linee prioritarie o fast lane per quelli che sono investimenti di piccolo cabotaggio, 50-100.000 euro, in modo tale che in questo caso ci sia una facilitazione per chi deve investire. Il riscoprire un po' il ruolo, visto che dobbiamo lavorare in rete, è stato detto, lavoriamo in rete, riscoprendo anche il ruolo delle associazioni per quella che può essere la formazione degli operatori. È giusto che chi si occupa come autorità di gestione e organismi intermedi abbia questa assistenza tecnica, ma anche noi come associazioni ci teniamo all'assistenza e alla consulenza alle piccole imprese perché possano il più possibile utilizzare questi fondi che sono stati dati. Per entrare poi ringrazio il dottor Cherubini e gli dico che non è solo un problema del Veneto ma è un problema di tutta Italia, quella dell'armonizzazione, della risposta, del fornire poi il finanziamento nei tempi giusti una volta chiusa la pratica. Questo è un problema che riguarda tutti, per cui chiedo anche a chi è presente del Ministero magari di far pressione poi su tutte le regioni su adottare queste misure. Per quanto riguarda aspetti più tecnici e meno forse generali, sicuramente una delle misure, visto che anche dai dati che ci ha fornito Veneto Agricoltura all'inizio, l'acquacoltura, la priorità 2, ha investito moltissimo su fatti strutturali, quindi su investimenti per la produzione, più che su altri ambiti. Ecco, quello di
puntare molto all'efficientamento energetico anche per le aziende di acquacoltura, con piani che possono essere l'utilizzo di fotovoltaico o semplificazioni anche di procedure. Vi faccio un esempio: molti impianti di acqua dolce utilizzano la caduta dell'acqua per alimentare gli impianti e quindi far vivere le trote o altri pesci. Tante volte ci si trova ad avere uno sdoppiamento di autorizzazioni per poter utilizzare la stessa velocità della caduta per fare un impianto microidroelettrico. Quindi c'è un'assurdità che io devo avere due tipi di autorizzazioni per avere la possibilità di utilizzare la stessa acqua per efficientare energeticamente il mio impianto. Quindi cose magari anche tecniche, ma quindi poi azioni. Visto che dobbiamo rispondere a Farm to Fork, Green Deal, Biodiversity, tutte queste strategie, e non sono delle cose già obbligatorie per legge, per cui il FEAMPA potrà aiutare questo, azioni a tutela della salute e del benessere degli animali, soprattutto anche legate a quella che è l'attenzione adesso della antibiotico resistenza e quant'altro. Ad esempio, e l'abbiamo avuto una risposta chiara dalla Commissione, saranno ammissibili per la Commissione anche piani di vaccinazione all'interno del FEAMPA, quindi utilizzare il vaccino come forma di prevenzione, utilizzare forme di biosicurezza come prevenzione. Questi gli aspetti principali. Un altro aspetto, magari non ci troverà tutti. Sì, un minuto, chiudo. L'ultimo aspetto, magari non ci troverà tutti d'accordo su questo tavolo, però inserire, secondo me, criteri di selezione o qualcosa che faciliti e garantisca che chi trasforma il proprio prodotto o il prodotto locale abbia una sorta di premiazione, di premialità, quindi con dei criteri di selezione avere in graduatoria delle premialità per chi trasforma il proprio prodotto o il prodotto locale. Grazie, ho finito. Grazie Fabris, grazie. E allora sentiamo Prioli di Ama, prego. Sì, grazie. Naturalmente ringrazio anch'io chi ha consentito queste giornate di confronto che sono state molto interessanti, e cerco di non ripetere cose che sono già state dette per non togliere tempo. Parto con la lista della spesa, tra virgolette, per poi andare su cose più specifiche. Condivido una cosa di principio, però è già stato detto, l'ha detto il collega Gottardo, cioè questo discorso legato ai costi standard, cioè il fatto di poter disporre di non avere più i preventivi, non perché non si vogliono fare i preventivi, ma a volte sono richiesti in cose assurde, ad esempio per prestazioni specialistiche, cioè è come se uno andasse da un medico e gli dice: quale mi paghi? Quello che ti costa di meno, cioè è una cosa un po' relativa, no? Ci sono qui in questo caso gli specialisti, oppure macchinari artigianali. Se uno lo fa, altri lo fanno simili, ma magari il suo funziona meglio, e quindi perché non devo prendere il suo perché costa 10 euro in più? Cioè ci sono una serie di cose che è molto utile. Io tra l'altro mi sento di fare anche i complimenti di come è stato impostato tutto il discorso del piano operativo. Io sono rimasto molto contento del processo che ha portato a questo piano operativo. Non era scontato, no? Tutta una serie di cose, però sinceramente c'è stato un confronto serrato e questo ha consentito, secondo me, di anche, diremo delle cose oggi, ma devo dire che molte di quelle cose che diciamo sono già nel piano operativo, e dall'altra parte le regioni sicuramente le sapranno cogliere. Io vado con alcuni punti rispetto a questi. Uno, vabbè, anche questo è stato detto, ma lo voglio rinnovare: il discorso sulla programmazione dei bandi è importante, cioè gli operatori devono avere la capacità di poter programmare la propria operazione nel tempo. Perché? Perché uno deve capire quando investire, come investire, soprattutto in questo periodo in cui di soldi non è che uno li può disporre sempre e comunque. Valutiamo anche il fatto che il rapporto con le banche non è certamente facile. Su questo bisognerebbe capire anche come, perché il FEAMP finanzia il 50%, su investimenti notevoli c'è un altro 50%. E io ho visto imprenditori che non hanno potuto avere il finanziamento perché non riuscivano a trovare adeguate garanzie bancarie. E quindi anche lì occorrerà capire come arrivare. Per quanto riguarda cose più specifiche, sicuramente bisognerà valutare e incentivare chiaramente il discorso della lavorazione e trasformazione locale, l'ha già detto Andrea, però sicuramente questa è una cosa molto importante per stimolare i produttori. Anche tutto quello che riguarda l'ammodernamento delle strutture esistenti, oltre
ai nuovi insediamenti produttivi, che spero ci siano anche grazie alla realizzazione delle nuove ASA, e cioè almeno delle zone dedicate all'acquacoltura e alla programmazione dello spazio marittimo, perché se non arriviamo lì facciamo fatica poi a fare nuovi investimenti se non ci sono spazi dedicati. Io per inciso direi che non c'entra niente, ma c'entra, risolviamo anche la questione dei canoni demaniali, altrimenti non si riescono a fare investimenti se non risolviamo alcuni nodi principali. E sull'ammodernamento è importante, perché l'abbiamo visto, perché le questioni meteo non sono più quelle di prima, quindi bisogna innovare. Anche l'innovazione di processo e di prodotto, anche questo è importante, perché poi il mercato si conquista anche con questo. E la valorizzazione dell'acquacoltura. Noi sappiamo che sono delle remore, a me ancora, io rappresento la gran parte dei molluschicoltori italiani, ancora in alcune riunioni i cittadini mi chiedono: ma voi cosa gli date da mangiare? Ecco, il discorso è questo, bisogna informare, bisogna che la gente sappia che cos'è un prodotto di acquacoltura, che sia pesce, che sia mollusco, e che non si faccia come sempre, no? Fanno vedere certe trasmissioni, le abbiamo viste su quello che succede in alcuni allevamenti, e però sappiamo tutti che non si può mai generalizzare, quindi è bene lavorare su questo, e quindi il sostegno alle campagne di certificazione, il biologico, l'acquacoltura sostenibile, che secondo me dovrebbe essere la base per la produzione di acquacoltura. Prima di tutto dovrebbe essere quella richiesta da tutti, l'adesione al marchio acquacoltura sostenibile. E infine? DOP. E infine compensazione per i predatori. Tartarughe non ci sono, valutiamo se si riescono a mettere, perché qui abbiamo una zona SIC, Veneto e Emilia Romagna, che protegge le tartarughe, ma gli impianti a fianco delle tartarughe chi li protegge? Perché è un problema. Formazione, costituzione e organizzazione dei produttori, che è fondamentale, riconoscere i servizi ecosistemici, risparmio energetico, è stato detto, per le imbarcazioni, per risparmiare energia e tutto il resto, e gli schiuditoi per i molluschi bivalvi, perché con la crisi del novellame, soprattutto di vongola verace, ci sono problemi. Chiudo con una cosa, sarà banale, però tutti gli interventi per la gestione della raccolta dei rifiuti, cioè tutti diciamo che i rifiuti dobbiamo farli, poi alla fine non si sa dove metterli, quindi sarà bene fare delle isole ecologiche, dei sistemi di raccolta, qualcosa che sia compatibile con città come Caorle, ad esempio, che è una città turistica, io la prima volta che vengo, molto bella, e poi alla fine però magari qualcuno dice non c'è il cassonetto, lì non lo metto perché deturpa la vista. Guardi Prioli, Caorle è più di bellina, Caorle è molto bella, grazie. Allora, fa competizione sì, cattolica dove vengo io, non posso esagerare. Guardate Caorle, questo campanile che adesso abbiamo un po' maledetto è straordinario, e la chiesa dentro. Vabbè, ecco, ne parliamo. Allora, Faccioli, prego. Volevo solo dire, introducendola, che finalmente ho sentito parlare di comunicazione che finora non ho ancora sentito nominare. Prego. Sì, la comunicazione è quella che l'assessore Corazzari ci ha dato la possibilità di fare in questi 4 giorni. I colleghi che mi hanno preceduto, parlando di priorità 1, i loro interventi ci trovano ovviamente d'accordo, hanno parlato di un settore che è tra i più importanti d'Italia, pioggia, prima, marineria d'Italia. Però l'acquacoltura in Veneto esprime i 2/3 dei propri addetti nell'acquacoltura, quindi se è importante la pesca, figuriamoci quanto è importante l'acquacoltura. Dottoressa Iacovoni per 3 volte ha detto: a Bruxelles troviamo un muro, e questo non va bene, perché Bruxelles è la casa di tutti gli Stati europei e di tutti i pescatori degli Stati europei. Io vi porto adesso alcuni desideri che avrei nella gestione di questo nuovo programma operativo. Sono d'accordo con gli spunti del dottor Cherubini in toto, e venendo all'acquacoltura, noi in Veneto abbiamo, come pochissime altre regioni italiane, le lagune. In queste lagune si esprimono delle eccellenze contese da tutta Europa. Però diamo la possibilità a queste lagune di sopravvivere e di creare ulteriore occupazione. Questi sono ambienti demaniali, cioè sono di tutti noi, di tutti i cittadini. Si prestano alla visitazione, si prestano all'allevamento e cose di questo tipo.
però sono ambienti fragili che si modificano a causa dei sedimenti e delle mareggiate. Dobbiamo accudirli e dobbiamo far sì che il nuovo FEAMPA preveda interventi di questo tipo, si chiamano, dottoressa, di vivificazione, cioè lo scavo delle bocche amare e dei canali sublagunari. E qui bisognerà che oltre al pubblico anche un privato che però ha una grande rappresentatività possa attingere a dei contributi che sono importanti. Secondo concetto, abbiamo imparato a questi stati generali che la molluschicoltura ha un carbon credit positivo e prima si è toccato il tema dell'anidride carbonica che va tolta dal nostro pianeta. Se ogni tonnellata, perché me lo sono scritto, di molluschi, se viene tolta una tonnellata di CO2 ogni 3 tonnellate di molluschi prodotti, significa che i molluschicoltori dovrebbero aver riconosciuto un benefit e quindi anche nelle aliquote di contributo una premialità dovrebbe essere, secondo noi, considerata. Questi ambienti sono talmente fragili che un anno sì e un anno no, se va bene, ci sono delle catastrofi, delle grandi morie. E quindi succede che i molluschicoltori fanno fronte all'innesco del ciclo produttivo acquistando seme. Muore questo seme, il secondo anno cosa fanno? Attingono le risorse che hanno e riseminano ancora le lagune. La terza volta però non si alzano più. Quindi bisognerebbe, secondo me, secondo Coldiretti, prevedere che nel nuovo FEAMPA ci fosse una fetta consistente che guarda a queste emergenze ambientali, che sono sicuramente calamità, ma sono anche morie dovute ai fenomeni sempre più numerosi e violenti dovuti ai cambiamenti climatici. Grazie. Il collega qui a fianco ha parlato di lagune, di vivificazione, di ambienti abbastanza delicati e io confermo che quanto ha detto è esattamente la realtà. Io rappresento le valli da pesca, che sono ambienti ancora più delicati perché non hanno un contatto diretto con le maree, sono arginati e quindi sono molto più compromessi. È una stanza chiusa in sostanza dove quello che avviene all'interno in buona parte avviene perché l'uomo lo tiene curato come se fosse un giardino. Questo è il lavoro che noi facciamo e di conseguenza questo, come abbiamo parlato a lungo ieri, produciamo servizi ecosistemici utili un po' per tutta la collettività con fondi che sono sempre stati privati. L'ambiente è delicato e va mantenuto. Per mantenerlo bisognerebbe riuscire ad avere una redditività basilare che ci consenta di avere la voglia, il coraggio e la forza di mantenere vivificate le nostre aziende. Oggi non voglio annoiarvi perché ci sono tanti presenti che ne hanno già sentito parlare nelle 2 giornate precedenti. Noi non abbiamo più questa certezza, ci è stata tolta dalla presenza inaccettabile degli ittiofagi che tutto l'anno continuano a imperversare nelle nostre lagune predando ciò che dovremmo invece portare a termine come prodotto da pescare. Quindi nel convegno di oggi io mi ero preparato su che cosa ci aspettiamo dalla pubblica amministrazione e in sostanza i capitoli sono 2. Da una parte un sostegno o dei capitoli che possono darci la possibilità di accedere a dei finanziamenti di natura, per degli investimenti di natura produttiva e di presidio ambientale, cosa che facciamo regolarmente, che vorremmo continuare a fare con meno problematiche, quindi con anche una attenzione verso il secondo capitolo che riguarda la problematica degli ittiofagi, che potrebbe essere affrontata a livello regionale con un piano di controllo serio, e sinceramente non capisco perché non ci sia la volontà politica di farlo, dal momento che le aziende che rappresento sono 60 e gestiscono il 30% del territorio lagunare vallivo del Veneto.
e quindi è ora di farlo e di non continuare a buttare la palla in avanti come è stato fatto fino ad oggi, perché io sono 10 anni che parlo di questa problematica e al momento nessuno si è veramente preso l'incarico di fare un piano di controllo serio e nel frattempo poter sperare di avere una compensazione di questi danni che sia equa e non delle cose ridicole come in questo momento. Per esempio la mia azienda ha un danno che supera abbondantemente i 100.000 euro all'anno e abbiamo delle compensazioni che sono di 7.000 euro, quindi siamo completamente distanti e non riusciamo a farci capire. Questo forse è anche colpa nostra, non so, ma penso che in questi giorni si sia parlato in abbondanza. Alcune cose le hanno dette i miei colleghi, non voglio ripetermi. Per quanto riguarda i sostegni finanziari per gli investimenti in natura produttiva e di presidio ambientale, soprattutto quelli di natura di presidio ambientale, dovrebbero essere accolte, diciamo così, la possibilità delle aziende di rendicontare delle spese proprie, perché le aziende nostre sono molto particolari e di conseguenza ci siamo attrezzati con delle attrezzature particolari. Per noi pensare di scavare chilometri di canale all'interno dell'azienda e andare a chiedere a delle ditte 3 preventivi è impossibile, perché i nostri scavatori sono su dei pontoni galleggianti specifici e quindi sono tutte cose che facciamo con le nostre forze. Ci siamo costruiti le attrezzature e da sempre le facciamo. Se vogliamo ragionare sul metodo di misurazione di quello che si fa, volentieri, apertissimi a farlo, però ecco, bisognerebbe che in questo caso, come anche si parlava con il dottor Cherubini, ci fosse un'apertura in questo senso. E un'attenzione particolare per tutte le opere che riguardano la parte di gestione delle nostre aziende al fine di produrre servizi ecosistemici, ma per quelle aziende che dimostrano veramente di avere fatto cose. Noi non chiediamo per mantenere lo status quo qualcosa, vorremmo però ricevere, come per fare un esempio, l'agricoltore riceve un contributo PAC, non lo chiamiamo così perché ho capito che destiamo subito preoccupazione nel mondo agricolo, ma un contributo che ci riconosca di aver fatto una certa gestione ambientale in modo positivo. Cortesemente un minuto. No, ma io ho anche finito, tanto spero di poter avere la possibilità di dare una relazione più completa sui punti a chi di dovere, in modo che non rischio di essermi dimenticato qualcosa. Ecco. Grazie. Grazie Oliver Martini. Prego Massimo Barbini. Buongiorno, non mi stancherò di ringraziare in questi 4 giorni l'assessore Corazzari per aver dedicato questa importante assise agli Stati Generali della Pesca, perché è l'occasione, come dicevo anche ieri, per fare proposte e non proteste, per confrontarci su quello che è un settore estremamente strategico. Io non dico nulla, io rappresento qui Confindustria, ma ho la doppia giacca anche di presidente del distretto ittico di Rovigo e Chioggia, quindi ho un po' di riferimenti e di competenze anche su questo tema. Io non ripeto quanto ho già detto i colleghi, condivido tutto quanto è stato detto in queste giornate e sposto il focus un attimo su un aspetto che forse è stato poco trattato, che è l'aspetto alimentare, nutrizionale. Noi parliamo di un prodotto che deriva dalla pesca, che è sulla catena dei valori dei prodotti il migliore in assoluto per qualsiasi tipologia di alimentazione, per qualsiasi tipologia anche di problemi che uno possa soffrire. Ecco, credo che il pesce rappresenta l'eccellenza sul piano nutrizionale. Purtroppo non c'è consapevolezza però di questo, perché se avessimo la consapevolezza avremmo più riguardo per questo settore, avremmo più attenzione per questo settore, avremo una ricchezza che oggi non è sfruttata nel senso positivo del termine con maggiore attenzione. Noi come Confindustria ci occupiamo anche del settore della trasformazione dei prodotti ittici e devo dire che noi il 90% del prodotto che lavoriamo lo importiamo, perché non riusciamo ad averlo in loco. E siamo in un territorio dove la qualità, sia sotto l'aspetto organolettico, nutrizionale del prodotto, è fra i migliori al mondo. Ne abbiamo la consapevolezza di questo, dobbiamo intervenire su questo, stiamo rischiando di perdere valore aggiunto, perdiamo prodotto, perdiamo sistema di raccolta del prodotto e ovviamente ci preoccupiamo, come è giusto che sia, anche
delle contingenze, delle quotidianità, ma dovremmo avere un po' di lungimiranza di capire dove andiamo. Io, ripeto, anche come distretto mi occupo della vision. Il quotidiano lo fanno benissimo le associazioni di categoria che rappresentano gli operatori. Questo non è il mio compito, non è il compito del distretto, non è il compito del Confindustria sicuramente. Però la lungimiranza di capire cosa succede fra 10 anni. Do un dato: 10 anni fa si producevano 40.000 tonnellate di vongole, di molluschi. Siamo alla metà, 20.000 tonnellate. Perché? Ce lo poniamo il problema di capire cosa succede fra i prossimi 10 anni? Scenderemo a 10.000 tonnellate in un territorio veneto? Quindi quello che bisogna fare è studiare il fenomeno. Ecco che allora, tornando al tema, cosa dovrebbe fare il FEMP, su che attenzione dovrebbe dare? Il tema della ricerca, del rapporto del mondo con l'università, con i laboratori di ricerca, con dei progetti che abbiano più ampio respiro. Purtroppo molto spesso i bandi escono, ti danno 18 mesi, 24 mesi per realizzare l'obiettivo, va a rendicontato e si chiude. Ma riguarda molto spesso le azioni rivolte all'operatore diretto. Non dimentichiamoci che è un settore dove c'è una frammentazione spaventosa, 3.000 imprese con una media di 1,1-1,2 addetti, quindi vuol dire che ci sono su 3.000 aziende probabilmente 2.500 non partecipano a nessun bando, a nessuna azione, perché non hanno né la struttura né la capacità di porsi ovviamente su questo. Allora ci sono le cosiddette azioni precompetitive, che hanno una valenza e una ricaduta plurima su tutto il territorio, su tutto il settore. Qui c'è un soggetto che sostituisce al microcosmo delle imprese, che rappresenta un sistema più ampio, che studia, che ci metterà degli anni. Noi stiamo pensando ad un progetto di capire qual è il fenomeno che sta depauperando le nostre lagune, le nostre valli nella produzione dei molluschi. Se è un problema di microclima, cioè il clima, tutta colpa dell'andamento climatico, ha delle grossissime responsabilità, ma sono mica tutte lì. Qualcos'altro sta succedendo. Noi negli anni abbiamo sostituito la carenza di semi in natura con le Filippine, con l'introduzione di nuovi semi, e probabilmente c'è un conflitto anche, potrebbe essere che geneticamente non si sposano. Possiamo chiudere? Ci provo. E quindi c'è necessità di valutare, ma per fare questo ci vogliono degli anni di studi, bisogna coltivare, cioè individuare delle aree, fare delle sperimentazioni. Quindi chiederei questo tipo di attenzione da parte degli strumenti di finanziamento, che sono rivolte con azioni dirette ma anche delle azioni indirette. Bisogna pensare anche a quello che succede in un sessennio, visto che questi sono strumenti che andranno da quest'anno fino al 2027, e quindi pensare di dedicare anche delle risorse a delle azioni a più ampio respiro, cosiddette, ripeto, a interesse plurimo, che possono poi dare quella garanzia di una visione lungimirante di quello che è il futuro di questo settore, che, ripeto, è fatto di eroi che combattono molto spesso da soli di fronte a un sistema che li sta fortemente penalizzando. Grazie Barbin. Allora chiudiamo la priorità 2 con Enzo Lazzarin del mercato ittico di Caorle. Sì, buongiorno a tutti, grazie, sono Enzo Lazzarin che segue il mercato ittico di Caorle. Mi sento anche un po' di parlare anche a nome degli altri colleghi dei mercati ittici, diciamo a gestione pubblica, e comunque che sono seguiti dagli enti pubblici come Venezia, Chioggia e anche il Porto Vero. Questo è molto importante, e mi congratulo e mi fa molto piacere che io è la prima volta che seguo un po' i stati generali, ma mi fa molto piacere che ci siano questi momenti di confronto e di conoscenza soprattutto dei vari aspetti, dei vari problemi che in questo grande mondo della pesca, perché è un mondo, quanto capisco, è un mondo infinito e che ha diversi e grossi problemi che devono essere risolti. Il FEAMP, questi fondi sono importanti, e questi bandi anche per i comuni, non solo per le categorie, non solo per i privati, ma soprattutto anche per i comuni che seguono, come Caorle, Venezia e Chioggia, che seguono i nostri mercati ittici, perché anche i mercati ittici comunali o gestione pubblica danno dei servizi
all'operatore economico e quindi o il pescatore o il commerciante piccolo, medio o ristorante, ma soprattutto devono dare una tutela, una valorizzazione e una promozione del nostro prodotto idrico, che è fondamentale. Certo, abbiamo bisogno di anche noi di questi finanziamenti, perché come si è tanto parlato, ammodernamento dei mercati ittici, che non è solo ristrutturazione del mercato, ma è anche incrementare i servizi all'interno del mercato stesso, appunto, e abbattere i costi di gestione, perché dobbiamo all'interno dei mercati anche creare nuove attività, che non è solo l'attività di commercializzazione del prodotto, ma ormai siamo in tempi, bisogna anche creare nuove filiere, io dico, dal congelamento poi alla trasformazione del prodotto. Questo è importante, perché ricordiamo anche i ristoranti, già hanno la crisi del personale, crisi economica, non hanno tempo. Quando vengono al mercato ittico chiedono che il prodotto sia anche già finito, e quindi dobbiamo pensare, secondo me, anche per esempio allo sgusciamento, alla sfilettatura, e quindi dare già dei prodotti finiti. Ecco, questo è un ammodernamento, ma anche i mercati ittici come i nostri devono essere messi in rete, quindi devono avere come diciamo, informatizzazione, digitalizzazione, ed essere collegati. Sono collegati fra i mercati, devono essere collegati fra porti o interporti, in modo da avere subito uno scambio, perché non è possibile che ogni mercato ittico pensi a se stesso, pensi a quel prodotto, perché adesso il prodotto è vario, il prodotto può cambiare, ci sono quantità diverse nei vari mercati, e quindi è necessario che ci sia questa messa in rete dei mercati. Questo è un punto fondamentale, quindi informatizzazione e digitalizzazione. Ben vengano i bandi che prevedano anche questo. Questo è fondamentale, quindi i bandi, i bandi del FEAMP ben venga sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, e io direi sulla valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, ma anche su quelle azioni di scambio che dicevo prima fra i mercati e i nodi infrastrutturali, e una riduzione dei scarti, che qualora il prodotto sia ancora edibile, questo possa essere utilizzato nelle mense sociali, mense scolastiche, in modo anche da ridurre il rifiuto o lo scarto. E infine, come dipendente pubblico, non posso dire e ben venga che ci sia un snellimento della procedura nei bandi, nelle presentazioni delle domande, nella contabilizzazione, nelle gare, perché l'ente pubblico già di per stesso è soggetto alle rigide norme del codice dei contratti e non può sgarare. Quindi sfido quel funzionario che dica no, tanto non serve la concorrenza e la trasparenza. Quindi il funzionario o tra i preventivi o comunque indagine del mercato deve farlo. Ecco, allora snellimento, prima il dottor Cherubini ha detto benissimo, anzi ben venga che ci sia appunto meno rigidità nelle procedure, indicatori molto più snelli, e in modo da ridurre proprio la burocrazia che ci impone e che ci opprime su tutte queste cose. Grazie anche a nome del Comune di Amministrazione di Caorle che vi ha ospitato. Ringraziamo noi Caorle per l'ospitalità, ovviamente. Allora adesso ci sarà un cambio della guardia, allora i nostri amici della priorità 2 lasciano il tavolo. Nel frattempo io devo chiamare Marco Spinadin del FLAG del Chioggia Delta e poi Giancarlo Pegoraro del FLAG, chiamiamolo locale, Portogruaro e quant'altro. Antonio Gottardo, presidente del FLAG del Veneziano. Adesso, prima che i succhi gastrici prendano il sopravvento, una tra virgolette buone notizie, delle pratiche, delle best pratiche che possono essere mutuate anche per quanto riguarda l'esperienza della gestione dei fondi FEAMP.
Parliamo della misura 4, parliamo di fondi FEAMP, parliamo di 2 gruppi di azione costiera promossi dalla Regione Veneto, gruppo di azione costiera Delta del Po e gruppo di azione costiera del Veneziano. Lascio la parola ai 2 direttori, al dottor Portieri del GAC di Chioggia e all'ingegner Pegoraro, direttore del FLAG del Veneziano, che vi presenteranno quali sono stati, con il metodo bottom up, i risultati credo importanti, almeno per quanto riguarda la misura 4 del FEAMP, con delle percentuali di impegno di spesa considerevoli che vanno dal 90 al 100% e quindi anche motivo di vanto da parte della Regione Veneto. Bene, buon lavoro, grazie, do la parola al dottor Portieri. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Portieri, sono direttore del FLAG GAC Chioggia Delta del Po. Porto i saluti del presidente Marco Spinadin che non ha potuto essere presente. Ringrazio le autorità, ringrazio l'amico Cristiano Corazzari che ha promosso questi stati generali che stanno avendo un grande successo non solo da parte dei diretti interessati. Mi hanno dato 5 minuti, quindi sarò super brevissimo, anche perché non ho le slide che purtroppo per un problema tecnico non riesco a presentare, ma comunque penso poi saranno a disposizione come le altre presentazioni. Allora, il FLAG GAC Delta del Po opera in Veneto e opera sui comuni di Rosolina, Chioggia, Rosolina, Portoviro e Porto Tolle. È composto da assemblea di soci, il 60% privato e il 40% pubblico e il 60% privato, e abbiamo ovviamente i comuni e anche nella parte privata la presenza di una banca. E lo staff, io sono direttore, ci sono altri miei collaboratori, tutti a partita IVA e quindi con contratto part-time. Struttura snella sia a livello politico, sia a livello amministrativo, sia a livello di staff. Il nostro budget è stato di circa 3 milioni e 66, e abbiamo fatto 5 tornate di bandi per vari progetti. Adesso comunque vi trovate tutto sulle slide. In questi giorni sui stati generali sono stati discussi di molti argomenti che noi abbiamo poi tradotto in bandi. Per esempio si parlava di rifiuti, il rifiuto continuo è una parola sempre più importante che per forza di cose dobbiamo considerare anche nella pesca. Ebbene, nel porto di Pila e porto di Scardovari abbiamo fatto 2 grandi isole ecologiche controllate, videocamere. Il problema semmai è il costo della gestione dei rifiuti, chi li smaltisce, che tariffa applicare, eccetera eccetera, ma su queste cose sicuramente il Ministero e il Governo dovrà prendere coscienza. Abbiamo parlato di problemi per quanto riguarda le difficoltà dell'ossigenazione delle lagune. Noi abbiamo fatto un progetto che siamo andati a scavare nella sacca di Canarin, andando a creare i canali ovviamente sotto controllo di tutte le autorità preposte, e abbiamo portato un po' di ossigeno su questa valle. E il problema è che, come si diceva prima, sono interventi a spot. Determinati tipi di interventi vanno considerati nel tempo, vanno mantenuti, e quindi entrando su un concetto del piano di gestione. Siamo andati a intervenire su un altro argomento, si chiama efficientamento. Siamo andati a cambiare l'illuminazione pubblica nei porti e abbiamo efficientato il mercato ittico di Scardovari. Siamo intervenuti con i bandi sui porti, andando a aumentare le attrezzature. Mi riferisco sia a Scardovari che a Santa Giulia che a Pila. A Chioggia siamo intervenuti con lo scavo del canale San Leonardo, e quindi tutti gli argomenti più o meno trattati, tutti gli obiettivi, tutte le strategie, tutte le azioni, siamo stati bravi nel senso di squadra e siamo arrivati a spendere, perché il nostro grande obiettivo, che è una gran cosa, è quello di spendere per avere, come dice sempre la dottoressa Iacovoni, una performance di spesa vincente, e noi dobbiamo puntare sempre a questo. Lo sviluppo delle nostre attività è stato, come da OPDA, è stato veramente a 360 gradi in base agli obiettivi strategici che ci hanno imposto. Tra i vari obiettivi avevamo anche progetti di cooperazione. Sicuramente il mio
collega amico direttore del Vegal vi illustrerà il Tartarturu 1, dove ricordo benissimo quel pomeriggio che eravamo in regione e che ci hanno chiesto come FLAG la disponibilità di finanziare questo progetto Tartarturu 1 per limitare all'epoca il SIC marino che era già imposto dal Ministero dell'Ambiente. E quindi noi abbiamo fatto, ti ricordi Giancarlo, abbiamo fatto le corse e poi il premio è stato presentato a Bruxelles, che ha ricevuto anche il premio, ma comunque parlerà Giancarlo. Abbiamo fatto dei progetti, adesso seguirà anche il progetto Tartarturu 2 che replica il progetto Tartarturu 1 nell'Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia. Stiamo facendo 2 grandi progetti di cooperazione. Il primo riguarda le donne e al 20 faremo l'evento lancio a Roma, al Ministero, per avere come obiettivo la valorizzazione del ruolo della donna. Il consorzio di Scardovali su 1500 soci ha oltre 700 donne. Le donne, sappiamo, anche in casa magari comandano, e sulla pesca abbiamo considerato con questo progetto che stiamo portando avanti che hanno un ruolo importantissimo che è sempre messo in secondo piano perché noi maschi facciamo sempre questo, ma in realtà stiamo vedendo che questo tipo di progetto che stiamo sviluppando su 5 regioni ha veramente attenzione. L'altro progetto di cooperazione, appunto, che abbiamo fatto l'evento lancio nel mese di giugno a Venezia, è il Blue Coast Agreement e è l'ecosostenibilità. Quindi io avevo presentato una slide con un punto di domanda finale. Cosa sono i FLAG e cosa faranno i FLAG veneti? Perché, insisto, noi con Giancarlo giriamo l'Italia con i seminari e qualche volta capiamo che noi siamo stati sotto gli austriaci, no? E abbiamo una visione un po' diversa di altre regioni, ma questa è l'Italia diversa. E quindi se vediamo che le cose non stanno andando proprio bene, e qualche anno fa, quando facevamo i progetti di monitoraggio e analisi del carico antropico con l'imitazione di pesca, magari qualcuno ci guardava come dire: ma voi state dando i soldi ai ricercatori, voi state creando terrorismo. Siamo arrivati dopo qualche anno che il terrorismo non è diventata realtà, però mi riferisco anche al PNR, resilienza, quindi siamo italiani e sappiamo che capacità di adattamento abbiamo e i pescatori ne sono l'eccellenza. Dobbiamo assolutamente renderci conto che la situazione è cambiata e credo sia il momento di cambiare anche l'impostazione dei FLAG per essere più operativi rispetto ad adesso. Grazie. Allora Giancarlo Pecoraro, direttore del Vegal, rappresentante del FLAG, prego. Buongiorno a tutti, sono già stato presentato dal Presidente Gottardo e volevo partire ricordando che proprio in questa sala 10 anni fa avevamo tenuto il primo congresso nazionale dei FLAG, lo avevamo organizzato noi, allora c'era il Presidente pioniere lì in seconda fila, Mauro Vio, che aveva aperto questa avventura. Sembrava folle perché in un anno selezionare i FLAG, presentare i piani, aprire i bandi, attuare i progetti sembrava pazzesco, insomma. Ci siamo riusciti, poi con il Presidente Gottardo siamo passati in una fase più matura perché il FEAMP ci ha dato più tempo per realizzare le cose, però effettivamente quella prima sfida fu pazzesca proprio a Caorle, e in questa sala riunimmo per la prima volta FLAG di tutta Italia. Ancora non c'era la rete nazionale, questo modello poi è stato ripreso dalla rete nazionale. Ho cercato di riassumere delle fasi che si ripeteranno anche in questa programmazione, che sono quelle tipiche della programmazione di un FLAG. Quindi si va dalla programmazione alla selezione dei piani, all'attuazione e infine alla conclusione, alla rendicontazione e alla valutazione finale, altro elemento molto importante che ci vedrà molto impegnati quest'anno che rimane, da qui a giugno del prossimo anno, perché dobbiamo capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, ma anche con dei numeri, con delle valutazioni serie. Allora, la prima considerazione è che quest'anno pare che l'approvazione del PO guadagni un paio di mesi rispetto alla precedente programmazione. Usiamoli bene questi 2 mesi, perché nella precedente programmazione siamo stati chiamati, noi FLAG, a scrivere i piani di azione locale praticamente in un mese. È troppo poco. Ecco, vi chiedo, cerchiamo di mettere a disposizione più tempo, perché la fase di stesura del piano di azione è la fase più importante del FLAG. È la
fase che poi si trascina per tutta la programmazione, al di là della possibilità, come abbiamo avuto, di presentare delle varianti. Quindi è molto importante che questa fase abbia qualche mese in più. 6 mesi, 9 mesi sarebbe il tempo, diciamo, idoneo. Certamente si può già partire con alcune cose. La seconda considerazione che volevo fare, sempre legata a questa precedente applicazione, era che era passato circa un anno per la sottoscrizione della convenzione. Ecco, sono tutti tempi che si possono, con l'esperienza, visto che il FEAMPA porterà, diciamo, anche a replicare alcuni modelli, cerchiamo di guadagnare tempo dove è possibile guadagnarlo. Altra considerazione riguarda il flag, il nostro flag. Trovate qui i 13 membri che lo compongono, lo staff e il comitato di indirizzi che lo governa. Noi abbiamo fatto una scelta diversa dall'altro flag, una scelta che ci accomuna anche ad altri flag italiani, ossia non è stato costituito un ente ad hoc, ma ci si è appoggiati al GAL, come ha fatto ad esempio l'Emilia Romagna e vari altri GAL in Italia. Sono due modelli diversi e interessanti, anche perché abbiamo la possibilità di confrontarci tra di noi. Il piano di azione, come dicevo prima, è l'elemento cardine su cui si imposta l'attività di un flag, quindi è lì che si precisa cosa il territorio vuole fare. Noi ci eravamo dati un piano molto preciso, ha tenuto. Quasi tutte le azioni, tranne una sulle valli, non siamo riusciti a portarla avanti, quindi vuol dire che il lavoro che facemmo ormai 10 anni fa, in un mondo anche molto diverso, aveva tenuto. Il piano ci ha permesso di concludere, perché abbiamo concluso proprio a giugno, il comitato di indirizzi ha concluso la selezione, abbiamo selezionato i beneficiari dei 34 progetti complessivamente finanziati. Vedete che ci sono alcuni beneficiari, sono tutti beneficiari, diciamo, aggregati. Io vorrei sottolineare da un lato la forte ricaduta verso il mondo delle imprese, che è sempre sottolineata sul territorio e dagli stakeholder delle azioni che abbiamo finanziato, anche della presenza di soggetti aggregati, no? E anche, diciamo, l'impegno che tutti questi hanno dovuto sostenere per anticipare le somme, per realizzare, perché poi per cofinanziare gli interventi, perché sono tutti interventi che vanno cofinanziati. Abbiamo suddiviso i blocchi dei 34 progetti che abbiamo finanziato, che sono quasi tutti dei progetti pilota. Questo è proprio nello spirito del flag. Il flag cerca di selezionare, più che dei progetti strutturali che sono compito del FEAMP regionale e nazionale, dei progetti pilota, delle piccole sperimentazioni. Li abbiamo divisi in blocchi: un primo blocco che sono i centri di servizi alle imprese e tutto quello che è stato un po' a supporto delle imprese, un secondo blocco riguarda specificatamente il mondo dell'impresa della pesca, quindi sia il prodotto che i processi di produzione, un terzo blocco che riguarda il mondo, diciamo, dell'ititurismo, anche questo è un tema molto interessante, e infine un blocco un po' più legato alla pianificazione, dove soggetti anche qui aggregati, consorzi, associazioni di categoria eccetera, hanno fatto delle sperimentazioni sia sulle ZTB, sia sulle ASA, sia anche su altro effetto molto importante, non è stato sottolineato. Noi tra le varie disgrazie abbiamo avuto anche la tempesta Vaia. Ecco, sulla comunicazione, questo è proprio un cenno, abbiamo lavorato molto, abbiamo coinvolto un gruppo di fotografi, è stato prodotto un parco immagini molto bello, lo Scorro, che è a disposizione di tutti. Vorremmo organizzare una mostra poi per presentare sia immagini d'archivio sia immagini nuove che sono state realizzate. Altre attività: abbiamo realizzato uno studio molto importante in materia di turismo, che ha prodotto delle proposte per la regione, lo abbiamo finanziato direttamente noi, e che poi sono state consegnate recentemente, qualche mese fa, alla Commissione Consultiva Regionale per innovare e novellare sia la normativa primaria che la normativa secondaria, quindi la legge regionale e la delibera di giunta regionale. È stato un lavoro molto apprezzato. Un po' come facciamo come GAL, abbiamo supportato poi le risorse del piano di azione anche con altri progetti, soprattutto Interreg. Alcuni poi hanno originato, ad esempio, il contratto di Laguna Nord di Venezia, il contratto di Laguna di Caorle, visto che siamo qui,
rispettivamente guidati dallo IUAV e dal Consorzio di Bonifica. Poi abbiamo lavorato sul tema della plastica anche con progetti FEAMP, abbiamo supportato le OP Fasolari e Bivalvia, con cui c'è stato un lavoro molto interessante di comunicazione e di partecipazione a fiere, in un periodo in cui ben sapete cosa voleva dire partecipare alla fiera. Chiudo, i 4 progetti di cooperazione di cui ha già accennato qualcosa il collega Portieri, solo per dire che c'è una differenza tra questi 4 progetti. Il primo si è già concluso, Tartatur, lo abbiamo fatto insieme alla Regione Veneto e all'Università di Padova, ma è stato agevolato dal fatto che era un progetto solo tra 2 flag veneti. Tutti gli altri progetti che coinvolgono ben 8 regioni sono molto più complessi. Sono partiti tutti quest'anno, si chiuderanno entro dicembre, ma certamente da questi progetti, da questi temi, in particolare dal progetto Patrimonio Culturale della Pesca che coordiniamo in materia UNESCO, potrebbero venire utili spunti per la prosecuzione dei progetti di cooperazione nella prossima programmazione. Complimenti, Grazie a tutti. dottor Pegoraro. Bravo, dottor Pegoraro, il GAL e il VEGAL sono veramente da anni, ecco, sempre in prima linea. Allora noi siamo verso la conclusione, ma abbiamo ancora qualche risposta forse da dare, e allora cortesemente, se Alberico Simioli e anche Eleonora Iacovoni, io tolgo i dottori perché qua penso che quasi tutti, ecco, lo siamo, tra virgolette, e per cui cortesemente velocissime risposte, vediamo di in 3-4 minuti chiudere tutto quanto. Grazie. Alcuni punti e vi do alcune piccole risposte. Allora, la prima, favorire delle strutture sane che vogliono investire. Lui mi ha fatto allora, la risposta è che col FEAMPA si andrà a valorizzare chi nei criteri di selezione, perché poi dobbiamo trasformare quelli che sono i principi in meccanismi attuativi. Uno dei meccanismi attuativi è sicuramente chi all'interno di una determinata filiera fa più passaggi, compreso appunto la valorizzazione della produzione di cui si parlava. Quindi è chiaro che quel discorso dell'ammodernamento tout court, non contestualizzato all'interno di un progetto più ampio, sicuramente potrà essere fatta, ma non sconta una priorità rispetto a chi, oltre a modernare la barca, fa anche altro. Vado veloce. Sulla strumentazione elettronica, Gottardo, dipendesse da me. Allora, quello che però dopo che l'hai detto mi sento di dire che si può provare è che dobbiamo collegare un comportamento virtuoso di un pescatore e come premio ti posso far fare queste cose. Sei disposto a mettere la telecamera a bordo? E allora forse ti potrei finanziare pure l'ecoscandaglio, perché tanto se non hai nulla da temere, l'ecoscandaglio lo vuoi utilizzare nel rispetto di queste cose, potrebbe essere un'idea da proporre ai servizi della Commissione. Cioè, da una parte ti do, da una parte aumento la soglia di controllo, però ti finanzio tutto quello che potrebbe essere finanziato. D'altronde voglio dire... D'altronde tra poco il regolamento dei controlli già lo prevederà fino alle barche, quindi voglio dire ci potremmo anche... Veloce. Valli e servizi ecosistemici, la risposta è sì. Avevamo anche già iniziato a studiare delle metodologie di come calcolare, perché poi alla fine dobbiamo tutto trasformare in delle metodologie di calcolo che poi dovranno essere approvate da Bruxelles. Quindi la risposta è sì, e l'autorità di gestione ci punta sui servizi ecosistemici sia per le valli sia relativamente all'aspetto dei molluschicoltori. Rispetto al molluschicoltori è chiaro che i meccanismi compensativi in caso di crisi ci possono essere, ma non tralasciamo una valutazione relativamente alla possibilità di accedere a strumenti assicurativi. Sarebbe molto più ad ampio spettro. È chiaro che dobbiamo trovare degli istituti assicurativi che in qualche modo troviamo degli accordi.
Mercati e diversificazione, oggi la funzione del mercato in quanto tale penso che sia superata, quindi occorre innovare. Anche in questo caso lei già ha fatto degli esempi, ma io continuerei con possibilità di aprire pure delle strutture di ristorazione all'interno, come pure delle sale di show cooking o delle sale dove fare dei corsi per sfilettare, quindi rendere queste strutture non solo immobilizzate in quello, ma H24 operative. Relativamente ai flag, non ci sono state, se non su degli indicatori, osservazioni da parte della Commissione, quindi tecnicamente quello che c'è scritto nel programma operativo con i parametri potrebbe anche già essere utilizzato e quindi partire con un'animazione territoriale per poter poi, diciamo, arrivare, una volta approvato del PO, già con un pezzo di lavoro fatto. Grazie, avrei terminato. Ringraziamo noi. Non so se vuole, abbiamo chiuso, benissimo, anche con il Ministero. Allora grazie ad Alberico Simioli che ha dato delle risposte importanti, perché mi rendo conto che poi questi sono i fatti veri. Allora andiamo avanti, abbiamo ancora veramente solo le conclusioni da fare e quindi voi sapete, attendete tutti gli ultimi due interventi. Il primo è quello del dottor Andrea Comacchio, che è il coordinatore di tutte le attività legate, spero di dirlo giusto Andrea, al settore primario, turismo e quant'altro, e a questo punto anche pesca, chiaramente, visto che siamo qui, e poi lui fa anche, mi pare che sia anche il coordinatore nazionale per quanto riguarda le attività però dell'agricoltura, quindi interessante. Prego, poi dopo chiederemo all'assessore un minimo anche di ultima battuta. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio in particolare i relatori e tutti quelli che sono intervenuti per l'approccio particolarmente positivo e propositivo che ci hanno proposto, e tento di fare, diciamo, alcune considerazioni non conclusive sul contenuto della mattinata. Come governance, partiamo dalla governance. È confermato sostanzialmente l'assetto che vede nel Ministero l'autorità di gestione e nelle regioni gli organismi intermedi delle autorità di gestione. Quindi va assolutamente raccolto l'invito sia del dottor Cherubini che della dottoressa Iacovoni di rafforzare a entrambi i livelli istituzionali la collaborazione e il lavoro di squadra, che è un termine che è passato più volte nelle relazioni della mattinata. Questo, diciamo, con il comune obiettivo di perseguire dei livelli di efficacia ed efficienza maggiori di quelli che abbiamo osservato per il FEAMP. In qualità, diciamo, di organismo intermedio, veniamo al ruolo della regione, organismo intermedio del FEAMPA. Che cosa ci attendiamo? Quali sono gli orientamenti a cui vorremmo ispirarci? Allora, da un lato, diciamo, un utilizzo più flessibile della dotazione finanziaria per poter rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze del settore. In questo senso ci ha rassicurato la relazione del dottor Simioli, in quanto abbiamo preso che il piano finanziario non è per intervento, cosa che avrebbe poi costretto l'intervento diviso per 20 regioni a fare delle acrobazie inenarrabili ogni volta che c'era da variare qualcosa, e quindi da questo punto di vista ci auguriamo che siano implementati tutti i meccanismi di flessibilità possibili per consentire, diciamo, delle risposte in tempi adeguati ai fabbisogni. Dal nostro punto di vista, quindi, tirata d'orecchie e necessità di migliorare la performance dell'organismo intermedio, sia dal lato, diciamo, della definizione delle procedure che della gestione vera e propria, delle modalità attuative che devono essere, diciamo, più idonee ai tempi richiesti dalle imprese e dai soggetti attuatori del Veneto. Da questo punto di vista, seguendo quello che hanno detto sia Gottardo che Prioli,
dal PSR dovremo mutuare non solo il calendario dei bandi, ma anche l'informatizzazione spinta delle procedure, laddove dall'altra parte niente viene gestito fuori procedura. È una questione di ordine e di trasparenza sia verso l'interno che verso l'esterno, sia verso la politica che deve prendere le scelte, sia verso gli operatori che hanno la possibilità di seguire in tempo reale l'avanzamento della propria pratica. Sul calendario, anche questo è una questione di trasparenza, di consentire anche agli operatori di programmare il proprio rapporto con l'amministrazione. Io non mi limiterei a un calendario triennale, lo farei come è stato fatto per il FEASR, per tutta la programmazione. Evidentemente ha un senso più stretto per i primi 3 anni, ma è orientativo anche per gli anni successivi. Questo, dicevamo, sia per trasparenza sia per consentire l'adeguata programmazione da parte degli operatori. Da un punto di vista della strategia, ovviamente dobbiamo tentare di fare sinergia con tutte le altre linee di intervento, quindi non solo il FEAMPA, ma dobbiamo metterlo in relazione con gli altri grandi interventi che interessano il settore, in particolare 3 esempi: la strategia per la regione Adriatico-Ionica, EUSAIR, dove la regione del Veneto è capofila nazionale per il pilastro 1 che riguarda la Blue Economy. Altro filone con cui bisogna raccordarsi è quello della strategia nazionale per le aree interne, la SNAI, essendo interessati dal contratto di Foce del Delta, che è una delle aree interne delimitate. E da ultimo, ovviamente, è stato richiamato da più interventi con il PNRR, e qui ricordo che la Regione, ancorché non sia individuato il finanziamento, tra i progetti guida della Regione ha individuato il tema delle vivificazione delle lagune come intervento strategico da proporre sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Venendo rapidamente alle priorità, per quello che riguarda la priorità 1, diciamo che la pesca sostenibile non è solo l'orientamento all'incremento degli stock, lo diceva, mi pare, Stival, se non sbaglio, no? Ma è anche, oggi soprattutto, attenzione alla problematica rappresentata dai cambiamenti climatici, che hanno degli impatti rilevanti sul settore. Pensiamo a tutto il tema delle specie alloctone. Giustamente diceva Antonio Gottardo, la Commissione europea non è che si dimentica di questi orientamenti perché c'è la pandemia, c'è la guerra, l'ha come orientamento, e a lungo termine questo è un obiettivo che saremo costretti o dovremo comunque considerare e a cui dovremmo adattarci. Questa è una sfida che anche il settore della pesca dovrà affrontare, al pari ad esempio dell'agricoltura, ma di tutti i settori economici, certamente non da sola, ma con l'accompagnamento delle istituzioni. In questo senso, per tutto questo tema, fondamentale a mio modo di vedere è tutta la questione relativa alla ricerca e all'innovazione, all'ammodernamento in generale, come è stato anche richiamato nella tavola rotonda. Ecco, in estrema sintesi, lo diceva anche il Presidente Stival, gli operatori della pesca devono svolgere un ruolo di vere e proprie sentinelle del mare, perché tutelano una risorsa propria che gli dà, che fa economia e gli dà da vivere. E questo ruolo di sentinella dovrebbe anche in qualche modo essere retribuito. Venendo alla priorità 2 invece, che il settore dell'acquacoltura, come è stato rappresentato in Veneto, è cresciuto notevolmente negli ultimi, e non solo in Veneto, in realtà in questi anni è cresciuto notevolmente, tanto da assumere, è diventata una produzione di complementare o alternativa a quella della pesca. I principali aspetti che sono stati evidenziati riguardano, da affrontare in questa programmazione, riguardano la valorizzazione del prodotto trasformato,
è stato richiamato come esigenza da più operatori per tenere il valore aggiunto a livello locale, la esigenza di dare informazione chiara e corretta al consumatore, che deve essere un alleato, diciamo, dei produttori, e anche in questo caso la semplificazione burocratica per la presentazione di istanze di contributo, e in particolare qui è stato chiamato più volte il tema dell'applicazione dei costi standard. Strategico per lo sviluppo dell'acquacoltura, lo richiamava anche Fabris, è l'utilizzo delle misure di efficientamento energetico da un lato, e io direi anche di ottimizzazione della risorsa idrica, avendo presente quello che sta succedendo in questi giorni a causa della siccità. Ecco, su questi qualcuno ha richiamato anche il tema del benessere animale, che non è secondario se puntiamo, diciamo, all'alleanza col consumatore. Su questi temi è necessario, diciamo, definire meglio il ruolo di indirizzo e di sostegno della Regione e del programma del FEAMPA per il prossimo periodo. Sempre relativamente alla priorità 2 abbiamo visto che, diciamo, il ruolo della vallicoltura, non solo economico ma anche ambientale e storico-culturale per la nostra regione. Con il FEAMP sono stati attivati 2 bandi nel 2020 e nel 2021, e un terzo verrà pubblicato orientativamente a fine agosto. Si tratta evidentemente di una misura importante che vorremmo riproporre con i dovuti miglioramenti anche nella prossima programmazione. Chiudo, priorità 3, i 2 direttori vi hanno illustrato le rilevanti progettualità che i FLAG hanno sviluppato, i 2 FLAG hanno sviluppato nel territorio regionale. È un'esperienza che va valutata sicuramente molto positivamente, e che necessariamente dovrà essere riproposta con la prossima programmazione. Chiudo dicendo che forse anche ultimo elemento da mutuare dagli altri fondi comunitari è il partenariato attivo, ma, diciamo, dagli interventi di quest'oggi e dalla partecipazione a queste giornate mi pare di dire che questo partenariato sia più attivo anche degli altri, e quindi non c'è niente da rilevare sotto questo profilo. Grazie. Grazie Andrea Comacchio. Allora vorrei chiedere una battuta finale all'assessore, magari gli introduco una cosa, visto vorrei anche dirvi un po' il mio pensiero. Il mio pensiero è che qui ho sentito cose molto interessanti, ma quello che volevo chiedere all'assessore, poi chiuderà lui ovviamente, è che cosa porterà domani, visto che domani è la giornata conclusiva di questi 3 giorni, ecco, con che spirito e che cosa potrebbe dire domani o dirà. Grazie. Grazie, sicuramente l'occasione per ringraziare nuovamente tutti i relatori, tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questa giornata, compreso il moderatore, che insomma, anzi facciamo un applauso anche al moderatore, perché naturalmente la dottoressa Iacovoni, il dottor Simioli, tutti i rappresentanti delle categorie, la nostra europarlamentare Conte, tutte le rappresentanze istituzionali che ci sono state, c'è stato prima il sindaco, l'ex assessore Pan, insomma vedete che c'è fermento, c'è partecipazione, c'è voglia di confronto, sono emersi degli aspetti secondo me importanti nell'ambito di 3 giorni, 4 giorni che ci ha visti tutti condividere il tempo, le giornate, le nostre considerazioni per mettere al centro un obiettivo, ovvero quello di far sì che si parli della pesca e si parli di questo mondo che deve emergere. Prima il moderatore sottolineava bene, non si parlava di comunicazione, stiamo facendo comunicazione perché vogliamo che esca dal contesto specifico della pesca un messaggio forte.
al di là di quelli che sono i confronti che poi porteranno alle decisioni a livello istituzionale, alle relazioni con i vari livelli istituzionali, con il governo, con l'Europa, in rapporto con le categorie, ma vogliamo che esca anche al di fuori di tutto questo contesto un messaggio forte, ovvero dell'importanza e dell'aspetto strategico della pesca e dei pescatori nella nostra società, nella nostra comunità, nel modo di interpretare anche le sfide che riguardano tutti nel futuro, perché si è parlato di ambiente, si è parlato di alimentazione, si è parlato di cambiamenti climatici, si sono toccati temi a 360 gradi che possono riguardare ogni singolo cittadino. E quindi penso che questo sia un valore aggiunto e sia un lavoro che stiamo facendo per noi, per gli interessati e per la nostra comunità. Con questo auspicio rinnovo i ringraziamenti e i saluti e vi do appuntamento a domani in una giornata che vedrà, oltre alle presenze istituzionali di assoluto rilievo con il dottor Rigillo e la dottoressa Viceva, ma vedrà anche uno sguardo d'insieme più ampio rispetto al concetto della gestione della nostra risorsa marina secondo aree vaste. Sappiamo che abbiamo questo strumento che secondo noi rappresenta una straordinaria opportunità, che è quello del distretto dell'Alto Adriatico, che oggi rappresenta le regioni del Veneto, che ne è il coordinatore, e l'Emilia Romagna e il Friuli, ma che è visto con interesse anche da altre regioni, perché abbiamo già per esempio anche la regione Marche che ha partecipato ad alcune nostre riunioni. Noi pensiamo che questo sia uno strumento importantissimo per arrivare a avere delle politiche mirate sul nostro mare, per riuscire a individuare anche progetti sperimentali specifici rispetto alle caratteristiche del nostro territorio, del nostro mare, delle nostre lagune e al sistema delle nostre imprese di pesca. Ecco, con questo impegno di lavorare sul concetto del distretto vi do appuntamento domani e buona giornata. Grazie.